Mercoledì 14 giugno, bentrovati con Sveglia Trieste, buongiorno a tutti. Questa mattinata di mercoledì avremo il pubblico nella parte oraria fra le 8 e le 10, quella occupata anche dagli ospiti. Oggi Diego Moretti, consigliere regionale del Partito Democratico, dalle 8 alle 9, dalle 9 alle 10, un altro consigliere regionale di Forza Italia, Michele Lobianco, con noi in compagnia del pubblico che viene mercoledì in studio da noi per fare domande ai nostri ospiti, alla classe politica che viene proprio in studio a Tele4, in modo da avvicinare di più proprio le esigenze, i sentiment proprio dei cittadini nei confronti della classe politica locale e regionale che sia. Pagina meteo prima di cominciare la rassegna stampa che inizieremo dal Corriere della Sera. La presenza di una depressione tra la Polonia e la Slovacchia continua a favorire l'afflusso in quota di correnti fresche da nord-ovest, mentre negli strati medio-bassi persistono sulle Alpi masse d'aria più umide. Oggi è mercoledì 14 giugno, le previsioni indicano tempo ancora incerto, sarà probabile nuvolosità variabile con maggior presenza di sole verso la costa, possibili piogge sparse, dei rovesci e qualche temporale, in particolare al pomeriggio sulle zone interne. Sulla costa soffierà bora moderata, specie al mattino e in serata. Temperature minime fra i 17 e i 20 gradi, le massime 22-25 gradi centigradi. Per domani, giovedì 15, cielo in prevalenza poco nuvoloso, ma nel pomeriggio e in serata probabili rovesci e temporali sparsi sulla costa e sulle zone orientali, soffierà bora moderata anche sostenuta al mattino. A Trieste 18-21 gradi le temperature minime, 23-26 gradi le temperature massime previste per domani. Il Corriere della Sera, così come buona parte della stampa italiana, si concentra sulla scomparsa di Silvio Berlusconi, l'addio tra dolore e polemiche. Oggi funerali di Stato per Berlusconi in Duomo, Schlein ci sarà, Conte invece no, Rosy Bindi contro il lutto nazionale. A Milano attesi leader politici e migliaia di persone, decise imponenti misure di sicurezza, in Parlamento sospese le votazioni fino a lunedì. E poi le foto con la bandiera di Forza Italia, la foto di Berlusconi, i tanti fiori che sono stati portati in questo angolo al di fuori della villa di Arcore, dove in tanti hanno voluto lasciare un affetto in memoria di Silvio Berlusconi. Gli ultimi 10 anni, scrive Paolo Mieli, poi in primo piano Arcore, l'atto finale, quel duello con Borrelli, i PM e le sue ragioni, disse sono il migliore, gli affondi, le provocazioni, il rebus dell'eredità, le quote e gli assetti di Fininvest. Quindi tanti articoli, una trentina di pagine circa, più o meno dedicate all'argomento. Ecco perché ha vinto, segnando un'epoca, l'intervento della Premier Giorgia Meloni, l'abbraccio tra i 5 figli e quindi il punto sulla famiglia, i funerali di Stato, un grand'uomo con la vignetta di Giannelli che in questo caso gioca sulle parole con il Duomo scelto come luogo del funerale e un coro che si leva da parte di uno dei presenti che dice un gran Duomo, proprio giocando sulle parole. Prodi vede la moglie morire su un sentiero, invece Malore mentre camminano insieme in Umbria. Un altro lutto, in questo caso Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi, è morta mentre camminava assieme al marito. Anche in questo caso le condoglianze del mondo politico nei suoi confronti proprio per la scomparsa della donna in questo malore improvviso mentre passeggiavano. Poi le ricerche di Cata, la bimba sparita a Firenze, c'è un testimone. Ho visto chi ha portato via Cata, spunta un testimone per il giallo di Firenze. La rubrica Il caffè di Gramellini, 1, nessuno, 100.000 B, con la B che è indicativa in questo articolo, e quindi la pagina che si chiude con queste notizie. Poi lo vediamo in velocità, ma la gente, l'omaggio a Arcore, l'ultimo atto, le foto, la foto con il bambino al bar della sua Milano 2, ma poi ci sono approfondimenti dettati sui ricordi, sulla famiglia, l'abbraccio tra i 5 figli durante la messa nella villa. Pier Silvio dice che emozione sentirmi dire bravo da lui. Qui Pier Silvio e Barbara Berlusconi nel momento dell'arrivo della Premier Giorgia Meloni proprio ad Arcore, e quindi tutti gli approfondimenti del caso relativi alla famiglia. Il piccolo di oggi con l'ultimo saluto a Berlusconi,
Ciao Presidente, ciao Silvio con la foto e lo striscione. E mentre per quanto riguarda gli argomenti locali si riapre l'indagine sulla morte di Liliana Resinovic. Il giudice per le indagini preliminari nega l'archiviazione del caso, indicando 25 punti da approfondire. L'ipotesi di reato ora è quello di omicidio volontario e quindi si dovranno approfondire attraverso perizie, attraverso specialisti e ulteriori indagini affidate alla squadra mobile tanti dettagli, quelli emersi in questi approfondimenti che il GIP ha compiuto e che avranno circa 6 mesi di tempo per essere eseguiti. Nel taglio alto dimenticavo i capitoli riguardo alla pagina di Berlusconi, la rete di Meloni per Forza Italia, il risico delle TV, il titolo sale in borsa, e poi mister Cappello che dice era come Messi con grandi visioni, ma poi lo rivedremo nelle pagine interne perché ci sono tanti spunti. Comunque torniamo al caso Resinovic, gli uomini chiave, il marito, chi può averle fatto del male, si domanda l'amico, si domanda il marito, l'amico invece la pensa ogni giorno, ha detto. Poche le dichiarazioni al termine della decisione del GIP da parte della famiglia, degli amici più stretti. C'è abbastanza la volontà di non andare a svolgere ulteriori approfondimenti, dibattiti in questo momento, ma si aspettano le decisioni concrete su come intervenire, quelle indicate dal GIP ieri nella sua dichiarazione verbalizzata di respingimento dell'archiviazione delle indagini. La criminologa Bruzzone, chi ha nascosto o aiutato la donna prima della morte? Questo è uno dei quesiti da dover sciogliere. Poi la storica visita, siamo a un altro argomento chiaramente, la storica visita del Vescovo al centro islamico di via Maiolica. Per gli altri argomenti di Trieste, partito l'iter per la rotatoria di Basovizza, ora via al progetto. La foto centrale, i turisti utilizzino il parcheggio dell'aeroporto, alle pagine 28 e 29, sul tema dei trasporti, del turismo. Il posteggio dell'aeroporto di Trieste, di Ronchi dei Legionari, è sottoutilizzato rispetto alla sua capienza. Poi così Trieste diventa americana con i film che sono girati in città. Poi dossier sui teatri della costa adriatica, alle pagine 38 e 39. Allora prepariamoci un attimo, un paio di spunti riguardo Berlusconi, la polemica, il lutto che divide, oggi il funerale di Berlusconi, battaglia politica sulla scelta del governo, Schlein sarà alle esequie, Conte no, le Camere si fermano una settimana e andranno a riprendere i lavori lunedì con le votazioni. Matteo Renzi, c'è chi vive di rancore e sollevare le polemiche il giorno prima di un funerale indecoroso. Parla Fiammetta Borsellino, figlio del magistrato ucciso dalla mafia, non ho parole, la scelta del lutto nazionale si commenta da sola, ha detto in questo frangente. Duomo blindato, atteso anche Orban, 8.000 posti davanti ai maxi schermi, alle 15 le funzioni nella cattedrale, sarà presente anche Sergio Mattarella. Rosy Bindi, vede una santificazione inopportuna, come politico ha spaccato il paese, ha detto. L'ex ministra per la sua morte ho provato pietà, era un avversario, non un nemico, ma i veri lutti nazionali sono altri, lui porta con sé tanti misteri, le donne le usava come oggetti, secondo Rosy Bindi. L'incontro con il cardinale Zuppi, voleva un'Italia come il Milan, ha detto, il cordoglio delle comunità islamiche, politico e imprenditore abilissimo, hanno detto le comunità islamiche che hanno avuto modo di entrare in contatto con lui, soprattutto a Milano e nelle occasioni istituzionali. Qui l'intervista a Rosy Bindi che saltiamo per andare al prossimo titolo. Piazza Unità si ferma per l'addio a Berlusconi, eventi pubblici sospesi, Fedrighe di Piazza ai funerali a Milano con i gonfaloni di regione e comune, bandiera mezz'asta nelle sedi istituzionali, a Trieste una messa in suffragio che avrà luogo oggi alle 19 alla chiesa di Notre-Dame de Sion, celebrata da Monsignor Ettore Malnati. Qui ancora altre foto di Berlusconi, anche quando è venuto a Trieste
o ha fatto tappa in Friuli Venezia Giulia anche per il sostegno alle candidature dei nei vari enti locali, che sia a Gorizia, che sia Udine, a Pordenone o a Trieste, a sostegno di Ziberna per fare un esempio, a Gorizia o a Di Piazza per il capoluogo giuliano. Il carattere affabile, ha detto Bruno Marini, ricorda l'ex volto storico degli azzurri Bruno Marini. Il 10 marzo 2003 Berlusconi venne con Bossi e Fini a Udine per la candidatura di Alessandra Guerra. Ecco, questo è un altro degli esempi delle sue tappe. Io ero ancora nell'UDC e al rinfresco Follini, che poi lo tradì, venne a presentarmelo. Il cavaliere fu affabilissimo, era uno di quei profili a loro agio con i grandi del mondo, come con gli umili, a un tratto che lo accomunava a Giulio Andreotti, non a caso due figure che hanno segnato la storia d'Italia, ha detto Bruno Marini. Silvio era come Messi, un autentico fuoriclasse con grandi visioni e capacità di realizzarle, ha detto invece Fabio Capello, che con il Milan, proprio guidato alla presidenza da Berlusconi, vinse 4 scudetti, con lui un rapporto fantastico. L'ultima telefonata pochi mesi fa si erano sentiti in questo caso per parlare di sport. Quei film in anteprima proiettati nello scantinato della villa di Arcore, i ricordi dell'azzurro friulano Mattiussi. E poi le altre dichiarazioni, la scelta divisiva, il rispetto umano è un dovere sempre, anche per gli avversari politici, e noi abbiamo espresso il nostro cordoglio, ma abbiamo il dovere di mantenere un equilibrio a quanto sta avvenendo e che quando sta avvenendo è fuori misura. I funerali di Stato sono consoni per chi è stato Presidente del Consiglio e a lungo nelle istituzioni, ma non lo è il lutto di Stato per un personaggio così divisivo e discusso. Questa è una scelta della destra di governo che non condividiamo, l'ha detto la segretaria del Partito Democratico di Trieste, Caterina Conti. Punto sul centrodestra, Forza Italia, il blitz fascina, tensioni sui nuovi coordinatori regionali e commissari provinciali. Licia Ronzulli di Forza Italia: se dovessimo dividerci faremo un torto al Presidente, ha detto la senatrice di Forza Italia. Il piano salva azzurri di Meloni, la rete con Tajani, Letta e Marina per stoppare le turbolenze in arrivo. La Presidente del Consiglio corre ai ripari e blinda gli alleati. Non è ancora il momento per ragionare sul nuovo partito, ha detto Giorgia Meloni. Avere Forza Italia nel centrodestra è la migliore garanzia per la vita del governo, ha detto Antonio Tajani, vice premier e coordinatore di Forza Italia. Aveva ormai già preso un po' le redini del partito Tajani, sempre sotto la guida di Berlusconi, ma di fatto era il braccio operativo, quello più decisionale all'interno del partito. Marcello Pera, l'intervista, ora aspetta a Giorgia a raccogliere l'eredità politica. L'ex Presidente del Senato dice: serve un partito liberal conservatore che non sia solo di destra per rassicurare l'elettorato più borghese, dice l'ex Presidente del Senato Pera. Poi le aziende, il risico delle TV, la borsa continua a puntare sulle manovre su MFE e il titolo vola più 7,3%, le voci su Cairo, l'assalto dell'ex Mediaset con la 7 ceduta a Discovery, le piste estere portano alla tedesca Proisinsat 1 e gli americani che sono alla finestra. Poi qua ci sono i punti sugli eredi, sui figli di Berlusconi, con anno di nascita e poi il ruolo. Marina Berlusconi, presidente di Fininvest, Mondadori nel CDA di Mediaset, Pier Silvio, amministratore delegato e vicepresidente di Mediaset, presidente e amministratore delegato di RTI, Rete Televisive Italiane, nel consiglio di amministrazione di Mediaset Spagna, Mondadori, Publitalia e Mediobanca. Barbara Berlusconi, consiglio di amministrazione di Fininvest, amministratore delegato di H14, detiene il 33% delle quote. Eleonora, come i fratelli Barbara e Luigi, detiene il 33% delle quote sempre di H14, e poi anche Luigi, oltre a questa quota, è anche nel CDA di Fininvest e Mediolanum, è amministratore unico di B5. Mio papà vi ha amati tutti, andiamo avanti per lui, ha detto la lettera ai dipendenti di Pier Silvio Berlusconi, che ha inviato una lettera a tutti i collaboratori del gruppo Mediaset. Qui poi gli azionisti di Fininvest e la partecipazione dei figli con le quote divise sui soci. Ubaldo Livolsi, Pier Silvio, Marina e Confalonieri daranno continuità al gruppo, dice l'ex AD di Fininvest. Quotandoci superammo il momento peggiore fino all'ingresso in borsa, la finanza considerò Berlusconi un outsider. Qui dicevo il capitolo è più economico che politico, sebbene poi ci sia magari anche lo zampino
degli accordi fra partiti, però qui si parla di un'azienda privata, un colosso del settore editoriale, quello di Mediaset. È chiaro che ci siano dei ragionamenti in corso ora su come proseguiranno le aziende della famiglia Berlusconi. Ci colleghiamo ora con la sala operativa della polizia locale, che ieri ha festeggiato i 161 anni del proprio corpo a San Giusto. Oggi invece con il commissario De Grassi andiamo a capire la mattinata come si presenta. Buongiorno. Sì, buongiorno. Oggi si torna alla realtà dopo il giorno di festeggiamenti, diciamo. Allora un saluto a tutti, una buona giornata a tutti. La notte per quanto ci riguarda è trascorsa tranquillamente, al momento non abbiamo particolari interventi in atto. Segnalo uno scavo gas urgente in via Ghega 2, c'è un restringimento di carreggiata, vediamo se riescono a finire in giornata. Avremo delle chiusure sulle rive, avremo delle chiusure a spot sulle rive questa mattina, sia per riprese questa mattina solamente per delle prove di una cerimonia della Polizia di Stato, Piazza Unità, e dalle 13 in poi per delle riprese cinematografiche. Quindi ripeto, delle chiusure a spot delle rive per pochi minuti per consentire appunto questi movimenti sia per le prove che per più tardi per le riprese cinematografiche. Un'altra segnalazione è inerente allo spegnimento di semafori di Largo Roiano. Dalle 13:30 circa fino alle 16 avremo il nostro personale sul posto, ripeto, in Largo Roiano, intersezione Viale Miramare, ci saranno i semafori spenti. Al momento il traffico in città ovviamente è sornione, vediamo come si svilupperà la mattinata. Non abbiamo avuto grossi picchi in questo periodo, anche perché le scuole ormai sono finite. E niente, esatto. Vi restituirei la linea. Bene, grazie al commissario De Grassi, buona giornata, buon lavoro. Arrivederci a voi tutti. Ancora il piccolo, in questo caso però si parla del giallo Resinovic con nuove indagini. Il GIP nega l'archiviazione, riapre l'inchiesta indicando 25 punti da approfondire. L'ipotesi di reato passa da sequestro di persona a omicidio volontario. Ieri è arrivata questa notizia nel diciamo primo pomeriggio attorno all'1, e quindi con l'analisi di quello che è il verbale che gli stessi inquirenti, il GIP, ha trasmesso e ha depositato ieri in tribunale, Gianluca Paladin ha fatto il punto della situazione su questi 25 momenti, elementi da dover analizzare, con le altre indagini dunque da dover svolgere, le eventuali responsabilità e tutto ciò che consentirà agli investigatori di dover chiarire perché le indagini, come abbiamo detto, continueranno. La verità sulla morte di Liliana Resinovic non si ferma. Rigettata la richiesta di archiviazione per suicidio avanzata dalla Procura di Trieste, si va avanti con le indagini. L'ipotesi di reato ora è di omicidio volontario. Il giudice per le indagini preliminari, Luigi Dainotti, riapre dunque il caso e accoglie quasi tutte le richieste presentate dagli avvocati della famiglia Resinovic e del marito della 63enne Sebastiano Visintin. Proprio dall'attenta attività di verifica del materiale probatorio, si legge nella disposizione, sono venuti dagli opponenti notevoli spunti di indagini ulteriori, il cui espletamento appare utile e necessario per poter chiudere la fase di indagini preliminari. In 4 pagine il giudice elenca 25 punti da seguire per le investigazioni, dalla nuova perizia medico-legale con possibilità di riesumare il cadavere di Liliana, alle analisi sulle lesioni sul volto della donna, alla misurazione dell'enzima per certificare l'ipotesi di congelamento del cadavere. Verranno poi acquisiti tutti gli indirizzi in rete riferibili a Liliana, come le mail e il cloud. Dovranno essere svolte verifiche sulle celle telefoniche dell'area del ritrovamento del cadavere. Particolare attenzione poi alle persone vicine a Liliana, come l'amante Claudio Sterpin e il marito Sebastiano Visintin. Verranno acquisiti tutti i dispositivi elettronici in loro possesso e verranno analizzati tutti i tabulati telefonici del marito di Liliana, di Claudio Sterpin, ma anche dell'amico della 63enne Fulvio Covalero e del figlio di Sebastiano, Pier Giorgio Visintin. A questi ultimi due verrà prelevato anche un campione di DNA, più altri accertamenti sulle relazioni di Liliana. L'hard disk che Sebastiano consegna ai cosiddetti amici di Romance, Laura
Nicola Grassi e Giuseppe Gramegna deve essere analizzato in modo completo. Il fratello di Liliana, Sergio, la vicina di casa Gabriella Micheli e Sebastiano Visintin devono chiarire come è stata ritrovata la fede di Liliana Resinovic. Escluso il fratello Sergio, Visintin, Grassi, Micheli e Gramegna dovranno fornire informazioni sulla presenza di contanti nell'abitazione di Liliana. Infine Claudio Sterpin deve spiegare perché non ha fatto menzione agli inquirenti delle cantine e delle soffitte, i nidi d'amore in cui si nascondeva, a suo dire, con Liliana. Insomma, il caso Resinovic vede lontana la propria chiusura, anzi ora inizia una nuova fase con una massiccia attività di indagine e un fascicolo aperto per omicidio volontario. Il GIP dei Notti ha fissato il termine di 6 mesi per lo svolgimento delle investigazioni. Questo ufficio procederà all'esecuzione delle articolate attività indicate dal GIP con la stessa determinazione profusa fin dall'inizio, si legge nella nota del procuratore capo Antonio De Nicolo, allo scopo di chiarire tutte le circostanze, individuare gli ipotizzabili reati commessi ed identificare eventuali autori. Poi la nota conclude così: lo scrivente si augura che il provvedimento emesso dal GIP contribuisca a mantenere d'ora in poi la vicenda nei binari istituzionali della investigazione giudiziaria, senza le indebite incursioni troppe volte compiute nell'effimero mondo dei social media e dei talk show. E quindi queste le decisioni del Tribunale e poi anche la posizione della Procura della Repubblica. Quindi, tornando al piccolo, il marito e l'amico ancora sotto i riflettori, Visintin, non so chi possa aver fatto del male a Lilli, Sterpin dice la penso ogni giorno. Qui le reazioni raccolte dal piccolo, entrambi si dicono a disposizione degli investigatori, convinti di non aver nulla da temere e soprattutto nulla da nascondere. Il mistero a Trieste: chi ha nascosto o aiutato Lilli prima della morte? Per la criminologa abruzzone resta proprio questo l'interrogativo chiave. Qui la criminologa in foto e l'intervista che Laura Tonero ha realizzato con la stessa, dove il punto cardine è chi ha potuto aiutare Liliana Resinovic prima della morte, chi ha nascosto o aiutato, come si legge dal titolo, la donna a questo gesto. Andiamo a un'altra notizia di attualità, ma spostandoci altrove, andiamo a Firenze. Movente violenza sessuale, Cata rapita per vendetta, gli inquirenti indagano su un regolamento di conti all'interno dell'ex hotel occupato a Firenze per la scomparsa della bambina peruviana e la ricerca della stessa piccola da parte delle forze dell'ordine e della famiglia. Non c'è solo la pista della rivalità tra bande peruviane per il racket delle stanze dell'hotel Astor occupato abusivamente, si legge dalla nota, dall'articolo del piccolo che riprende il tema nazionale. Sul rapimento di Cata, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa il pomeriggio di sabato, si allunga l'ombra di una vendetta per una violenza sessuale contro un adolescente, anch'essa originaria del Perù, avvenuta lo scorso febbraio. A raccontarlo sono alcuni inquilini dell'albergo fatiscente nel quartiere San Jacopino, alla periferia nord della città. I parenti di quella quindicenne forse si sono vendicati perché la ragazza era stata abusata da qualcuno dell'hotel. Scende più nel dettaglio la moglie del peruviano caduto giù dal secondo piano dell'Astor con un volo di 8 metri il 27 maggio mentre era inseguito da una banda di connazionali che reclamavano a suon di sprangate 500 euro per l'affitto di una stanza. Da noi c'è uno che gestisce l'affitto delle stanze, racconta. Quest'uomo un giorno ha litigato con la figlia e durante la discussione è venuto fuori che una ragazzina di 15 anni era stata violentata da qualcuno dell'hotel. C'è stata anche una riunione tra tutti per discutere sul fatto. Era febbraio? Non sono sicura, ma sono certa che durante la riunione c'era anche il papà di Cata, arrestato per furto poi a marzo. L'episodio della violenza non risulta essere stato denunciato. Questa donna racconta la verità o le sue sono solo suggestioni dettate dalla rivalità del marito con i peruviani vicini della famiglia di Cata? Le indagini di carabinieri coordinati dall'antimafia proseguono ad ampio raggio. Sotto la lente di ingrandimento degli investigatori, la guerra tra le bande di latinos che si contendono l'occupazione delle stanze pretendendo il pagamento di un pizzo. La bambina è vittima di una vendetta in questo contesto o forse è stata portata via da qualcuno che vuole approfittare di lei? C'è forse un orco dietro questo dramma? Queste le domande che si pongono gli inquirenti. Il fratello di Cata, che ha 8 anni, è stato interrogato ieri
pomeriggio in procura avrebbe raccontato che sabato, mentre giocava con la sorella, si sarebbero avvicinati degli uomini con dei palloncini e poi Kate è sparita, ma dalle telecamere non si vedono uomini con palloncini in mano. Era presente all'interrogatorio anche una psicologa, mentre l'avvocatessa dell'associazione Penelope, che sta supportando la famiglia, non ha presenziato all'audizione di questo fratellino. Nel frattempo i carabinieri hanno continuato a esaminare migliaia di frame degli impianti di videosorveglianza della zona. Perquisizioni a tappeto sono state effettuate non solo all'Hotel Astor, ma anche nel condominio confinante di via Boccherini. Il controllo è stato coordinato dalla PM Christine Von Borries e quindi si continua con la ricerca della bambina non solo dentro questo grande ex hotel, ma anche negli stabili limitrofi, nonché poi gli approfondimenti sulle persone coinvolte anche in questi confronti talvolta troppo litigiosi fra le famiglie, e quindi anche eventuali altri luoghi frequentati dalle persone in oggetto. La morte annunciata sui social, le nostre vite finiscono qui, Valerio Savino si è ucciso in un parcheggio a Roma, la compagna ritrovata in casa, hanno provato in tutti i modi a impedire la tragedia. Valerio, per piacere, ragiona. Valerio, come possiamo aiutarti? Così gli amici su Facebook in risposta a un post che annunciava la voglia di farla finita. Ma tutto questo non è stato sufficiente. Valerio Savino, 63 anni, grande appassionato di spettacoli al Teatro dell'Opera, si è ucciso poco dopo le 11:30 di ieri nella sua auto con un colpo di pistola, e poco prima è morta anche la sua compagna Simona Lidulli, 64enne, anch'essa appassionata di opera melodramma, trovata cadavere nel letto del loro appartamento in via Consolini, zona Laurentino, periferia di Roma, anche lei uccisa da un colpo di pistola. Purtroppo sempre brutte notizie in questo caso. Colpita da un malore mentre cammina, morta Flavia Franzoni, la moglie di Romano Prodi. Il soccorso alpino ha tentato di rianimarla, ma senza successo. Tragedia su un sentiero verso Assisi durante un nubifragio. La nipote: ancora non ci crediamo. Le condoglianze bipartisan per questo improvviso lutto. Nel gruppo dell'escursione c'era anche l'ex ministro Arturo Parisi. Qui il ritratto della donna accanto al politico nelle visite istituzionali con il Papa, ma anche con altre grandi personalità. Ha diretto l'Istituto regionale per i servizi sociali ed è stata anche docente a Bologna. Schiva ma sempre presente, è stata un'anti-first lady. La consigliera più ascoltata dal professore rimaneva dietro le quinte, si conobbero all'università, lei studentessa, lui docente, poi nel 69 le nozze. Qui Fabio Martini ripercorre il profilo della donna scomparsa. Incentivare la natalità non è sufficiente, servono nuovi servizi per aiutare i genitori. Il pediatra Tamburlini lancia il convegno dedicato al crescere bene, medici, educatori, nidi, biblioteche, assieme per creare una rete. Qui la foto di Giorgio Tamburlini che dice: l'appuntamento è per domani presso il comune di Palmanova, con queste pratiche che possono aiutare soprattutto i più piccoli. Esperti di medicina ed etica invece a confronto sui casi di coscienza del fine vita dei minori. Cosa fare davanti a un bambino affetto da un male incurabile? Chi ha il titolo per decidere? In questo articolo vengono illustrati dei dettagli, ma gli esperti di medicina e proprio di etica si confronteranno su questi casi che fanno anche molto discutere sovente a livello nazionale su quella che è la scelta e a chi è deputata, se è giusto o sbagliato, se eticamente bisogna rispettare la volontà oppure no. Insomma, sono tanti gli aspetti, è anche molto sensibile come argomento in questo periodo. La strage degli invisibili, 6 morti sul lavoro in 24 ore, oltre 60 in un mese, tra loro padre e figlio, molti minorenni. A Desenzano un operaio investito in un cantiere sulla A4. Si continua a parlare delle morti bianche, 264 da gennaio ad aprile, con una media di oltre 15 a settimana. Questi numeri dei primi 6 mesi dell'anno, numeri altissimi se consideriamo la morte di persone mentre sono sul posto di lavoro. Poi talvolta ci sono situazioni da dover monitorare per quanto riguarda proprio la sicurezza nei luoghi di lavoro, altre volte si tratta di incidenti veri e propri, sebbene poi anche le misure per poter lavorare con dignità e con regola anche sotto il profilo della sicurezza siano rispettate, ma poi quando capita l'incidente serio purtroppo
si deve porre un correttivo, anche se già l'asticella è stata alzata in maniera molto importante. Economia del mare in questa pagina invece, distretto della nautica, i numeri ci sono, ora la regione investe, a Monfalcone conta oggi 4.000 ormeggi, 1.500 addetti, 24 aziende e punta a rinsaldare il rapporto con Trieste. Veneto raddoppia i catamarani. Questo il punto sull'economia del mare, con Monfalcone che accende i riflettori sulla nautica, non soltanto mantenere lo status quo, ovvero i 4.000 ormeggi, i circa 1.500 tra addetti diretti e indiretti, le 24 aziende attive, ma anche con un formato macro per andare a consolidare il sistema della nautica e quindi dell'economia del mare. Andiamo in pubblicità, riprenderemo da questa pagina per vedere altri articoli interni al Piccolo, andando poi nella sezione della cronaca locale, passando poi per la cultura e chiudendo con lo sport. A tra poco. Riprendiamo la rassegna con la lettura delle notizie del Piccolo. Zeno D'Agostino, Adriatico strategico negli scenari geopolitici attuali, presidente dell'autorità di sistema, è intervenuto al convegno di ieri a Monfalcone. Red Bull, l'Olympic Hangar sarà pronto nel 2024, prima ancora saranno costruiti i bungalow per le strutture per i diversi sport. Steinacker, a nuovo l'isola dei bagni, presto un altro ristorante negli edifici, la palestra dei velisti, poi la collaborazione con il Veneto, progetto da 500.000 euro su un totale di 7 milioni e mezzo. La pagina dell'invasione dell'Ucraina, affronto a Zelensky, missili sulla sua città natale, a Kirbirik, 11 civili morti, i russi terroristi, Putin attacca Shoigu o i generali da salotto, ci mancano armi e droni. Queste le situazioni dal fronte. Stoltenberg in visita alla Casa Bianca, potrebbe restare alla guida della NATO, il presidente statunitense vuole sciogliere il nodo del segretario dell'alleanza al summit di Vilnius. Lo zar dà le spalle al suo ministro della difesa e ostenta insofferenza. Proteste serbe, dopo un arresto a Mitrovica il fermato è accusato di aver partecipato agli incidenti con le forze NATO. Uova contro l'auto del ministro alle infrastrutture inaugurate in Austria, la galleria sotto la Koralm, i treni guadagnano così 2 ore. Primo convoglio di prova nel tratto del corridoio Adriatico-Baltico, attivazione nel 2026, velocità per i passeggeri e capacità per le merci, con il tunnel che accorcia i tempi di trasporto. L'Istria prima in Croazia per le presenze turistiche, quasi 900.000 ingressi nel paese da inizio giugno, supereremo l'ottimo 2019. Rovigno, la meta più visitata, seguita da Parenzo, Ragusa, Umago e Medolino. Il caso sulla linea Pola di Vaccia, torna in servizio il treno, fuori uso da oltre un mese. Leggiamo, l'acquario di Pola salva una giovane esemplare di Caretta, e qui la foto con la tartaruga, mentre c'è uno speciale interno al Piccolo, speciale della UEFA Nations League. Qui si vedono proprio gli azzurri. Ripartenza Italia comincia oggi nei Paesi Bassi, la Final Four di Nations League, stasera i padroni di casa sfidano la Croazia, domani tocca agli azzurri contro la Spagna. La nazionale di Mancini cerca il primo trofeo dopo l'Europeo, per farlo il CT si affida a un mix tra gli eroi di Wembley e le novità figlie del campionato, e quindi nell'inserto ci sono tanti dettagli. L'Italia cerca un'altra estate da protagonista, Mancini tra prove e certezze, qui il tabellone, qui i giocatori convocati sulla lista delle preferenze di Roberto Mancini, fra Donnarumma, Vicario e Meret come portieri, Acerbi, Bastoni, Bonucci, Darmian, Di Lorenzo, Di Marco, Spinazzona e Toloi. Per la difesa Barella, Cristante, Frattesi, Giorginio, Pellegrini, Verratti e Zaniolo a centrocampo, Chiesa, Gnonto, Immobile, Raspadori e Retegui. Per quanto riguarda l'attacco, un gruppo di senatori da Bonucci a Verratti e Giorginio, gli eroi di Wembley fedelissimi del CT. Tra i 23 convocati 15 sono reduci dell'avventura felice dell'Europeo del luglio del 21, poi ci sono i nuovi ingressi in azzurro. La Spagna, l'avversario, restaurazione della Fuente, l'allenatore costruito in casa rimanda il progetto giovani.
Qui Jesus Navas, 37enne, torna in nazionale come Jordi Alba, 34 anni, ripescati anche Canales e Asensio, dei giocatori che erano rimasti fuori dalla lista del CT nelle ultime uscite della nazionale. Con i convocati vediamo Jordi Alba, Bernat, Carvajal, Laporte, Nacho, Jesus Navas, ma poi anche Rodri, che in questa fase finale della Champions League è stato protagonista, Gavi, Fabian Ruiz, che sicuramente è uomo da dover tenere sotto controllo, ma in attacco anche Asensio, ovviamente Alvaro Morata, Dani Olmo, Yemi Pigno e Rodrigo, nonché Ansu Fati e Iolesu, che sono i giocatori, Joselu, che sono i giocatori più temibili per la formazione spagnola. Poi Paesi Bassi, secondo ciclo di Koeman, sogno di vincere la finale davanti al nostro pubblico, anche qui c'è la lista dei convocati, soprattutto di Deron, Wijnaldum, ma poi anche De Jong, per non parlare di Gakpo e Valen, nonché Lang, che sono fra i più temibili. La Croazia, del Last Dance di Modric, vuole vincere il primo trofeo per salutare la nazionale, lui che è un po' l'elemento simbolo della squadra croata. Ce ne sono tanti giocatori validi nella formazione biancorossa a scacchi, ma sicuramente Brozovic, Pasalic, nonché lo stesso Modric sono i giocatori più di talento che la Croazia può schierare in campo, con anche Ivan Perisic. Tanti sono conoscenze del calcio italiano, hanno giocato nelle squadre di Serie A. Il fascino della Nations, da Ronaldo a Mbappé, vincerla è un colpo da maestri. Qui proprio Cristiano Ronaldo, 38 anni, e Kylian Mbappé, 24 anni. Centravanti senza posto fisso, Retegui, Immobile, Raspadori, numero 9 non trova pace. C'è un po' il valzer dell'attaccante, non c'è un ruolo fisso, un posto fisso. Forse Ciro Immobile si gioca magari la maglia da titolare, ma non è proprio sicuro di poterla tenere sempre per quanto riguarda la concorrenza con i suoi compagni di squadra. Riparte la corsa alla fase finale, Euro 24, sulla strada degli azzurri c'è l'incubo Macedonia del Nord. Poi podio delle presenze, Bonucci punta a Maldini, in gioco il terzo posto fra i più presenti in azzurro con la maglia della nazionale. Andiamo alle pagine economiche. L'export del Friuli Venezia Giulia frena per la cantieristica, il nord-est vola a quota 50 miliardi, un rallentamento che vale 496 milioni in meno 9,9%, sull'import regionale pesa l'effetto delle materie prime. Meno occupazione, sindacati intervenire sulle retribuzioni, dicono Monticco della CISL, Pezzetta della CGIL. Lavoro, in 3 mesi 500.000 nuovi posti. Istat, occupazione ai massimi, 23,2 milioni di italiani hanno un impiego. Sale il costo per le imprese, 8º trimestre in crescita, ma la corsa dei prezzi raddoppia gli aumenti in busta. Come la storia riscriverà la vita di Berlusconi? Nell'editoriale di oggi del Piccolo, nella pagina locale, lo sviluppo della città, park dell'aeroporto e 40 treni al giorno per i turisti verso Trieste. Il presidente Marano candida il polo intermodale di Ronchi come risposta alla carenza di posti auto nel capoluogo regionale rispetto al boom di visitatori. Abbiamo una grande infrastruttura già usata con successo durante la Barcolana, sfruttiamola, ha detto il manager con questa intervista. Necessario integrare il parcheggio, la ferrovia, gli autobus e i musei, magari con la FVG Card, che può essere strumento che convoglia tutte le attività in un unico mezzo. Smartphone e algoritmi per censire i viaggiatori e contare le presenze in tutti i grandi eventi. Il laboratorio di geomatica dell'Ateneo di Udine, guidato da Maduzzi, supporta la regione nell'analisi dei flussi attraverso le reti dei cellulari per vedere in quanti si agganciano alle celle e quindi capire un po' il flusso davanti ai luoghi turistici, ai musei e altro. Ancora mappa web Amare il mare, FVG più accessibile per i disabili, il progetto di promoturismo FVG per abbattere le barriere architettoniche presentato ieri. Assicurazioni comunali, l'appalto da 10 milioni totalizza ben 21 offerte. L'esito della chiusura dei termini sul piatto più ricco della All Risk correrà da sola XL Insurance, più proposte invece per gli altri 3 lotti. Galleria di Piazza Foraggi, divieti collegati al cantiere in scadenza domenica 25, la riapertura potrebbe avvenire dunque lunedì 26, la proroga punta dunque a quella data.
Caso Leitner, Cabinovia, la terza sollecita la risposta dell'interrogazione. Se gli assessori tengono alla trasparenza dovrebbero rispondere all'interrogazione da me depositata, cosa che non hanno ancora fatto. Un'interrogazione che non a caso ho rivolto alla parte politica e non ai tecnici, che per l'appunto dovrebbero fare i tecnici. E la replica del capogruppo di Adesso Trieste Riccardo La Terza sul caso della Leitner. In attesa della risposta prendo atto della conferma del fatto che grazie al progetto dell'Ovovia Trieste è diventata una vetrina per un'azienda che ha bisogno di reinventare il proprio business. Incalza Riccardo La Terza. CAT e quarta circoscrizione portano 6 libri alla Kleine Berlin. Dal 28 giugno al 4 ottobre il ciclo promosso dal Club Alpinistico Triestino in collaborazione con il Parlamentino di quartiere. Qui la presentazione e la foto di Rito con Anastasia Doglia della quarta circoscrizione, che si è fatta parte attiva per la circoscrizione proprio in questa attività che coinvolge la Kleine Berlin. Revoltella, l'opposizione attacca, curatorio bloccato da un anno, nel mirino la giunta e l'assessore Rossi per le mancate nomine e la soppressione del direttore. Cultura in stato di abbandono, hanno detto le opposizioni in consiglio comunale. Storica visita del vescovo Trevisi al centro islamico di via Maioli, che ha già incontrato la comunità ebraica, quella buddista e le altre chiese. Venerdì l'incontro più atteso, l'imminente appuntamento a meno di 2 mesi dall'insediamento proprio del vescovo, con l'incontro con la comunità islamica. Deportati nei lager, pioggia di cause degli eredi, le documentazioni depositate finora, c'è tempo fino al 28 di giugno. Già 40 a Foro il Piano le richieste di risarcimento danni alla Germania attraverso un apposito fondo ministeriale italiano. C'è una polemica Verdi e Sinistra, il revisionismo del 12 giugno, dicono anche quest'anno. Il 12 giugno a Trieste si è ripetuto il copione delle celebrazioni del giorno in cui la città viene liberata dall'occupazione degli jugoslavi, dimenticando il fondamentale capitolo di storia che ci dice che la Jugoslavia era parte dell'alleanza con Inghilterra, Francia, Stati Uniti e Unione Sovietica. Così la consigliera regionale di Alleanza Verdi-Sinistra Serena Pellegrino: le istituzioni avvallano il meccanismo di revisionismo storico con calorose strette di mano sotto gli occhi di tutti in piazza Unità. È inconcepibile che il prefetto dedichi tanta cordialità ai rappresentanti della famigerata decima massa, assieme al presidente del Consiglio regionale e agli esponenti dell'amministrazione comunale, ha detto Pellegrino. Poi allievi agenti Polizia di Stato, giuramento in piazza Unità, venerdì 16 alle 11, con le rive chiuse venerdì. Le foto invece che vediamo e anche i momenti in questo articolo, i 161 anni della polizia locale, e il prossimo sarà quello del cambiamento. Le assunzioni in atto stanno tornando a rafforzare l'organico del corpo nell'imminenza dell'armamento degli agenti, tutti con la pistola nel 2024. Intanto partirà in questi mesi la fase di introduzione dell'armamento proprio al corpo municipale, che ieri ha festeggiato il proprio 161esimo compleanno. Piazza San Giovanni, si scopre un antico angolo di New York, le riprese del film di Salvatores, ieri presente in zona, hanno calamitato le curiosità dei passanti. Drogheria Toso e marcelleria Suppanci trasformate in 2 vecchi negozi all'americana. Il programma di oggi è la volta delle rive, ecco i divieti di transito. In questo piccolo riquadro si può leggere come oggi pomeriggio, come si diceva, il set verrà allestito sulle rive, dove dalle 13 alle 17 è stato istituito il divieto di transito tra piazza Tommaseo e via Milano, oltre che nelle vie Machiavelli e Genova. Nel tratto che da via Roma porta a Corso Cavour, nelle stesse ore sarà vietato il transito lungo la bretella di collegamento tra Città di Santos e piazza Duca degli Abruzzi. Per chi ha l'automobile parcheggiata al Molo Quarto o negli stalli vicino al Teatro Miela non ci saranno comunque particolari problemi. In quel punto è prevista la sospensione temporanea della circolazione per il tempo strettamente necessario a terminare una ripresa, con la polizia locale presente pronta a gestire il traffico. Rotatoria stradale a Basovizza, scatta l'iter per la realizzazione, uffici del Comune di Trieste al lavoro sul progetto di fattibilità tecnico-economica dell'opera, finalizzata a rendere più sicuro il borgo dopo le proteste dei residenti. L'assessore Babuderi in 6ª commissione, ANAS e privati coinvolti in questa operazione.
A Muggia da domani la festa dei patroni, gran finale lunedì 26 con la processione. Poi verde pubblico, piantati 6 pini davanti al CEDAS, via il piano per 265 nuovi alberi, un po' in tutta la città, ieri i primi 6. Ciò che non va invece evidenziato in questa richiesta di intervento: scivoli pedonali pericolosi dei marciapiedi che dovrebbero agevolare il passaggio alle persone con difficoltà motorie sono molto spesso in condizioni così cattive da essere pericolosi anche per i normodotati, scrive Adriana Bon allegando la foto di questo marciapiede dissestato. Sinagra, socio onorario del Rotary, il conviviale, la stretta di mano proprio fra il professor Gianfranco Sinagra, che ha tenuto per il Rotary Club Trieste International una relazione sull'evoluzione delle cure cardiologiche. Durante la serata gli è stato conferito l'attestato di Honorary Member. Trieste Grado, l'esordio stagionale di Adriatica con il trasporto marittimo dal capoluogo verso l'Isola d'Oro. Adriatica, la motonave riproposta a inizio stagione dall'armatore Vidali Group, concessionaria della APT Gorizia, ha svolto ieri i primi 6 servizi tra il molo Audace Triestino e il molo torpediniere a Grado. Non c'era il pienone sull'unità, che forse ha scontato il fatto che non tutti erano ancora a conoscenza dell'attivazione della linea. Dal 27 dovrebbe invece entrare in servizio la nuova imbarcazione Audace, che è stata presentata le settimane scorse ed è stata costruita in tempi record in Veneto in un cantiere che si è concentrato molto sulla presentazione proprio di questa imbarcazione. Associazione Regina Elena, pellegrinaggio e conferenza sulla disinformazione in questa iniziativa che si è svolta a Fogliano di Re di Puglia. La cultura da Fiume a Zara nei teatri dell'Adriatico orientale, il culto dell'arte della patria. Nella pagina seguente invece vediamo il botto con Nick Mason, poi Silvestri, Fabi Consoli, Star di Onde Mediterranee, qui con il festival. Poi per andare agli appuntamenti, solstizio d'estate al Ferdinandeo con il Triskel in attesa di Grado, il via il 21 giugno con la Taberna del Diavolo, a settembre un appendice sull'Isola del Sole. E dunque torna il Triskel a Trieste al Ferdinandeo del 21 giugno al 2 luglio con la consueta cornice celtica corredata da musica, spettacoli, ma anche attività per le famiglie, per i bambini, tutto sotto una chiave che guarda alla cultura celtica e alle tradizioni medievaleggianti, andando a fare richiami che hanno a che fare con Harry Potter e anche il Signore degli Anelli, poi coinvolgere proprio le famiglie e i più piccoli. Ricordando Luttazzi, il museo Ugo Carà con la Vecchia Trieste, Muggia domani l'appuntamento. Lo sport, Triestina, conto alla rovescia per l'iscrizione ai programma. Il club rassicura sulla deadline di martedì, ma c'è uno stallo sull'organizzazione. La società deve risolvere più presto il nodo Roma-Irone e chiarire anche il progetto che vuole perseguire, perché di fatto in questo momento la squadra non ha un allenatore e sta cercando di chiudere le proprie posizioni. Mucchino, nuovo presidente del Sant'Andrea San Vito, in panchina spazio a Dessio, è raggiunta l'ennesima salvezza in promozione. Sant'Andrea San Vito guarda alla prossima stagione e lo fa con il nuovo organigramma che ha visto Franco Mucchino raccogliere l'eredità di Guglielmo Zingone come presidente del sodalizio, ma anche con un nuovo direttore sportivo, un nuovo mister. Nello specifico, ad occuparsi della scrivania e panchina saranno rispettivamente Giovanni Jurisevic, che subentra a Stefano Michelutti, passato al San Luigi dopo 14 stagioni in Via Locchi, e Vincenzo De Sio, che prenderà il posto di David Busetti alla guida dei biancazzurri e della sua prima squadra. Poi Jadran e Contovel, squadre promosse ma sfrattate. Le palestre Cova ed Erbatti non rispettano i parametri delle nuove rispettive categorie. Ipotesi Monfalcone per i Plavi, quindi il basket, con le squadre che però non hanno gli spazi idonei per poter giocare. La pallanuoto Trieste, l'Under 20 rosa conquista le finali per il titolo tricolore per la waterpolo femminile, e la Under 13 dell'Eurovolley, campionesse regionali. Le ragazze dell'EVS ripetono a San Giorgio il successo ottenuto un anno fa, vittoria su Talmassons e Chions per la pallavolo giovanile. Tennis, il Tennis Club Triestino, torneo internazionale Under 12, 7 italiani al secondo turno. L'Italia di Mancini che parte all'attacco, che è Immobile, Chiesa e Retegui. Nations League, domani sera la semifinale con il Tabù Spagna, una sola vittoria in 10 gare, non una statistica positiva per gli azzurri.
L'Inter intanto progetta con Inzaghi, il Napoli adesso pensa a Galtier per il calciomercato, e l'Inter proseguirà con Simone Inzaghi e la propria stagione, il proprio cammino. Il Napoli invece, dopo la pausa che si è concesso l'allenatore Spalletti dopo la vittoria dello scudetto, sta pensando a un nuovo allenatore. Partita doppia per la Ferrari con il mondiale sostenibile, dopo Le Mans tappa a Monza, l'endurance è in contemporanea alla Formula 1 con le monoposto e non solo della Rossa che sono pronte a tornare in pista. Luca Chiancone a Ferrara per difendere il titolo tricolore. Il 26 luglio il pugile triestino neocampione italiano affronterà Yassin Hermi. Non sarà affatto semplice affrontare un avversario reduce da 13 vittorie di fila, ha detto lo stesso pugile triestino qui in foto con la cintura da campione italiano della sua categoria. Gare internazionali di beach sprint, ben 4 convocazioni in maglia azzurra. Qui Annalisa Cozzarini, convocata in nazionale per il beach sprint di canottaggio. Sempre canottaggio, l'Adria battezza 3 nuovi scafi con nomi ispirati alla storia remiera. Per quanto concerne le parole del presidente Pregara, vogliamo ricordare le radici del circolo ai giovani che le usano. Questo leggiamo oggi dallo spazio sportivo del Piccolo. Vedo una telefonata prima della pubblicità. Buongiorno, a chi è in linea? Sì, pronto, buongiorno. Prego. Dottor Gugliota, ieri sono salito per andare a vedere i vigili urbani. Salito su per scala di giganti, sono rimasto sconvolto dalla situazione che fa quella scala. Immondizie, bottiglie, scalini rotti, transenne buttate per terra da più di un anno. Da vergognarsi. Ok. Da vergognarsi. Non vi dico le parole che hanno detto i turisti che salivano su per la scalinata. Ok. Da vergognarsi. Silvio, tante grazie dottor. Grazie. Faremo un passaggio, sebbene la scorsa... Grazie. La scorsa settimana sono passato in persona e non ho trovato la situazione, sebbene mi fosse stata descritta come tale, non ho trovato la situazione così degradante, anzi era piuttosto pulito. Sarà stato che sono passato dopo probabilmente un intervento di pulizia della ditta preposta. Sta di fatto che capita spesso di ritrovare quella zona lordata e con diversi rifiuti gettati sui gradini, e non soltanto, perché lì vicino, sappiamo, nella piazza Goldoni c'è un gran giro di giovani e giovanissimi che ora, anche complice la chiusura delle scuole, affolleranno l'area, poi consumando anche cibi e bevande, e talvolta qualcuno, forse anche troppe volte, sporca le zone di passaggio andando verso San Giusto o restando anche nella stessa piazza Goldoni. Per chiudere la rassegna vediamo la prima pagina di Repubblica. Come immaginabile la pagina si occupa di Berlusconi, un lutto per dividere, la morte di Berlusconi, arriva la riforma della giustizia, via l'abuso di ufficio e arresti decisi da più giudici. Poi nel cordoglio forzato il disegno di Meloni, lo spettro del governo tecnico dopo il Big Bang di Forza Italia, il dopo Cavaliere, blitz di Fascina ai suoi vertici del partito, la scelta degli elettori dopo Silvio Cemarina, Mediaset al bivio, arroccarsi o vendere, Bonino, fuori luogo, bloccare Camera e Senato, nell'eredità berlusconiana un'idea arcaica delle donne, la sinistra e la storia scritta dai vincitori. Queste le pagine dedicate a Berlusconi. Flavia Franzoni muore tra le braccia del suo Romano, la morte della moglie di Romano Prodi ieri con un malore improvviso mentre passeggiavano. Poi tornano i Beatles, l'algoritmo resuscita l'ultima canzone grazie all'intelligenza artificiale, l'intervista a Riccardo Muti, la musica è rispetto, ha detto il maestro. Poi addio a McCarthy, l'esploratore dell'America spietata, nella pagina 45 di oggi di Repubblica. Noi andiamo in pubblicità, torniamo però tra poco con i nostri ospiti in questa mattinata, poi avremo anche i collegamenti con la troupe esterna guidata da Gianluca Paladin, che scopriremo dove farà tappa questa mattina. Ci vediamo tra qualche minuto.
Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, oltre ad avere qui presente il consigliere regionale Diego Moretti del Partito Democratico. Ben trovato Moretti. Buongiorno a voi. Siamo in compagnia delle signore Nadia Passioni, buongiorno, ben trovata. Buongiorno, grazie. E Maria Teresa Brugnoli, ben trovata anche lei. Buongiorno, grazie mille. Dall'Università della Terza Età, dopo ritaglieremo anche uno spazio dedicato alle attività della stessa università. Allora io cedo, la parola a voi signore per poter fare le domande al nostro ospite qui presente Diego Moretti su quelli che sono un po' gli argomenti che voi avete pensato per questa trasmissione, ma anche quelli inerenti alla regione Friuli Venezia Giulia, di cui Moretti è consigliere proprio nel Parlamentino di Piazza Oberdan. Siamo anche in collegamento con Gianluca Paladin dai Rioni Cittadini per i contributi esterni di questa mattina. Salutiamo anche il collega. Buongiorno Gianluca, dove ti trovi questa mattina? Buongiorno Bernardo, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, mi trovo all'intersezione tra via Toti e via del Bosco per parlare con voi e regalarvi un po' anche questa curiosità, magari sono cose che non tutti conoscono. Siamo armati del libro Trieste nascosta, scritto da Armando Alupca e Leone Veronese. Credo che Alupca tra l'altro sia parente di Marco Stabile, del nostro Marco Stabile, casomai sarà lui stesso a correggermi se ho appena detto una cavolata, ma mi pare di ricordare bene. Allora, Bernardo, dalle mie spalle, come potete vedere, c'è la casa, l'abitazione ancora abitata più stretta di Trieste, un vero e proprio sito storico. Non ci sono altre abitazioni che hanno questa particolarità così evidente nel capoluogo regionale, e appunto armati di questo libro c'è uno stralcio della sua storia. Tra l'altro devo ringraziare Marco Calabrese, in questo momento dietro la telecamera, è stato proprio lui a farmi scoprire insomma questo piccolo angolo di Trieste. Nella parte alta quindi della via Enrico Toti, alla confluenza di via del Bosco, si incontra questa singolare costruzione veramente molto stretta, una casa di comune abitazione che ha più di 100 anni, senza fama e senza storia, ma probabilmente unica nel suo stravagante genere, la casa più stretta della città. Il particolare più curioso è che la parte più angusta che state vedendo in questo momento ospitava fino ad alcuni anni fa, nonostante le dimensioni veramente ridotte, un laboratorio di calzolaio. La piccola bottega era a livello stradale appunto ed era dotata di una specie di minuscolo soppalco, la camera da letto del calzolaio stesso, al quale si accedeva mediante una scala a pioli. Il locale era talmente stretto che per posizionare la scala il calzolaio doveva ogni volta spostare il suo deschetto. Un'altra nota bizzarra è questa: le scarpe riparate o da riparare, mancando di spazi di servizio, venivano appese con delle funicelle. Un imprenditore serio, tuttavia, come tutti i calzolai, il nostro personaggio è rimasto anonimo. Chiudeva rigorosamente bottega tutti i lunedì. Questa la storia della casa più stretta di Trieste, qui all'intersezione tra via del Bosco e via Enrico Toti, descritta molto bene nel libro Trieste nascosta. Tra l'altro, Bernardo, prima di cederti la linea, questo potrebbe essere uno spunto ulteriore anche per il futuro, perché questo libro davvero racconta gli angoli più famosi di Trieste, ma anche quelli più nascosti, come abbiamo appunto mostrato già in questo momento. Quindi Bernardo, una bella curiosità anche per i tuoi ospiti da commentare, magari non tutti conoscevano questa storia, io per esempio non la conoscevo, ed è stata tanta la curiosità stamattina di voler venire qui a vedere questa casa con i miei occhi. Lasciandoti su questo argomento, ti anticipo che adesso proveremo ad andare in Piazza Unità, magari faremo un punto turismo con i nostri amici baristi che ogni giorno lavorano lì fuori, però poi in verità alle 9 abbiamo appuntamento alla ginnastica triestina con il presidente Massimo Varrecchia e dialogheremo con lui anche dei programmi appunto della ginnastica triestina, le nuove iscrizioni, insomma tutto ciò che ruota attorno al mondo sportivo di un'istituzione veramente antica di Trieste. Bernardo, grazie. Da via del Bosco e via Toti ti saluto e ti ricevo la linea. Grazie, sono
Immagini curiose di questa abitazione, effettivamente pensare che poteva esserci o un'attività o un qualcuno che ci viveva dentro in questa zona molto angusta è sicuramente un punto di curiosità. Qui siamo in zona fra via Madonnina e Barriera, insomma, no? Per intenderci, per far capire a chi magari non aveva inteso subito l'area. Dicevo prima, è caduta la penna, non fa niente, dicevo prima, avete domande per il qui presente Diego Moretti, qualche curiosità anche rispetto all'attività consigliare? Prego. Ecco, io sono rimasta impressionata moltissimo da questo palazzo che in definitiva insomma è in un posto che non si nota particolarmente, però ricordo che quando in una visita a New York la guida ci ha portato proprio davanti a un palazzo che è chiamato il Ferro da Stiro, che aveva questa struttura così angolata, e allora dico, nel suo piccolo anche Trieste può vantare dei luoghi di un certo interesse turistico. Possono valorizzare un po' in maniera un po' diversa, diciamo, tutti questi siti. Indubbiamente, è chiaro, però Trieste ultimamente, avendo cambiato così il volto della città, ci ispira proprio a sollevare gli occhi ed ammirare tutte queste metope, questi elementi di decoro che veramente hanno fatto la città molto bella. Vero, vero. Ecco. Signora Nadia? Sì, io questo posto lo conosco benissimo perché ci passo, abito da quelle parti, per cui ci passo spessissimo. Mi ha fatto piacere perché ho qualche notizia in più che altrimenti certo. non... Okay. Grazie anche alla letteratura, ai libri si può scoprire qualcosa di più. Certo. Cosa volete chiedere a Diego Moretti del Partito Democratico? Qualche domanda rispetto all'attività regionale o anche alla città, se poi riesce a rispondere, insomma, sebbene sia della zona isontina il nostro ospite, insomma, magari abbiamo qualche spunto che possiamo condividere. Ma quello che mi chiedevo in questi giorni, di cui si parla tanto anche nei servizi televisivi, è la differenza fondamentale tra IMU e ILIA, se ci sono grosse differenze, anche la motivazione per cui è stata fatta. Ma guardi, ringrazio della domanda perché può essere interessante. Per il cittadino non cambia nulla perché le metodologie di calcolo e di versamento sono le medesime dell'IMU. La ILIA, insomma, che ha questo acronimo un po' particolare, nasce per una scelta della Regione che è quella, nel rapporto con lo Stato, di poter attivare sugli immobili una fiscalità di tipo regionale. Allora si è deciso di passare dalla IMU, che è un'imposta statale che si chiama così in tutta Italia, a questa ILIA che per il cittadino non cambia nulla, nel senso che le metodologie rimangono le stesse. Cambia qualcosa per i comuni perché è nel rapporto finanziario tra Stato e Regione, perché ad esempio sugli immobili industriali che non riguardano il cittadino, la metodologia di incasso la fa direttamente per lo Stato, la fa direttamente la Regione, che versa quell'importo allo Stato, e dopo lo recupera. Mentre invece i comuni incassano direttamente, cosa che prima non avveniva, dall'impresa, dall'imprenditore, dall'azienda, e poi in qualche modo lo incamera e lo riversa alla regione in quota parte. Ecco. Ma c'è una differenza di trattenuta in questo caso, oppure rimane uguale? No, rimane uguale. Okay. Cioè le percentuali di competenza Stato-Comune diventano Comune-Regione. Ok, quindi non cambia a livello, per il cittadino non cambia nulla. Ecco, la metodologia rimane molto spesso legata alle pratiche online. Non so se voi siete pratiche o comunque ho usato lo stesso termine. Avete dimestichezza in questa... La signora indubbiamente sì. Sì, io sì, anche perché per lavoro e anche per mia curiosità e predisposizione personale sono 40 anni, anche più, che lavoro con il computer. A contatto, sì, e infatti mi sono avvicinata, all'Università della Terza Età proprio per cercare di condividere queste mie conoscenze, e faccio dei corsi di informatica di base, una cosa molto soft, diciamo. Primo passo, insomma. Primo passo che fondamentalmente tende a far superare le persone la paura, il timore, tutte queste cose qua, no? Che non riguarda peraltro solo le persone anziane, ma in generale non abbiamo questa cultura informatica ancora così sviluppata.
per cui mi rendo conto che oddio devo fare tutte queste cose qua. Lei ha imparato qualcosa dalla sua amica? No, ma io opero in un altro settore perché sono insegnante di inglese a vari livelli. Quindi c'è uno scambio fra uno insegna l'informatica e l'altro insegna l'inglese. Comunque devo dire che nel periodo del Covid indubbiamente la possibilità di collegarci su internet ci ha permesso di mantenere i contatti con le persone, le quali hanno moltissimo apprezzato, perché altrimenti si sarebbero trovate in una situazione di isolamento completo. Quindi il Presidente e i suoi collaboratori hanno molto incoraggiato questa iniziativa di tenere proprio le lezioni online e che hanno spaziato peraltro in tutti i campi dello scibile, dalla letteratura alla filosofia, e c'è stata una forte accettazione da parte delle utenze che hanno gradito, perché l'università si rivolge proprio principalmente a una udienza, diciamo, di pensionati, ma anche stanno venendo dei giovani che vogliono trovare in questo ambiente un punto di incontro e di scambio, di socializzazione. Moretti, c'è un capitolo che la Regione ha riguardo alla digitalizzazione? Ci sono quanti passi sono stati fatti, secondo lei? Giusti, sbagliati, pochi, troppo pochi? Guarda, mi permetta solo rispetto alle cose che diceva la signora, il tema è che, ad esempio, quello che la pubblica amministrazione dovrebbe fare, dovrebbe rendere più semplice l'utilizzo dei portali che poi servono per pagare, per avere rapporti col comune, perché a volte anche per i più giovani, quelli più alfabetizzati, è difficile interloquire, quindi a volte compilare un modello online è più semplice scriverlo a mano che compilarlo, e quindi questo è un problema per tutti, anche per i più giovani, giustamente, non solo per quelli magari che hanno più difficoltà. Sul tema, ecco, quello che diceva la signora, mi scusi, Brugnoli, è proprio quello che diceva il Covid, come ci ha cambiato, come ci ha aiutato. Il tema della solitudine è un tema molto importante, perché riguarda gli anziani, ma riguarda, ahimè, anche i giovanissimi, gli adolescenti, che hanno risentito moltissimo di questi 2 anni, di questi 6 mesi in cui sono stati a casa. Ne parlavo proprio ieri sera con un insegnante. Nel mondo scolastico ci sono ancora le conseguenze di questa situazione. E ad esempio, rispetto al tema c'è la legge sull'invecchiamento attivo, che si chiama così, che è stato integrato da un tema legato alla solitudine, perché si tende a finanziare associazioni di volontariato come le università della terza età, ma anche alcune associazioni di volontariato legate al terzo settore, al sindacato, che hanno le loro attività appunto per progetti che tendono a fare momenti di aggregazione, di crescita culturale, di scambio, anche di semplice aggregazione, la tombola la domenica che si fanno in tante parrocchie, perché questo è un tema che con l'aumentare dell'età e col fatto che si sta sempre meglio sarà sempre più, ahimè, presente, no? E quindi la pubblica amministrazione, insomma le istituzioni devono fare in modo da agevolare occasioni di incontro, occasioni di come le vostre, no? In cui uno insegna inglese, uno insegna informatica. Ci sono molte persone che dopo il pensionamento mettono a disposizione le loro conoscenze e quindi si arricchiscono personalmente, ma arricchiscono anche gli altri, condividendo proprio queste loro esperienze di vita. Mantiene il cervello sempre in attività. E si creano delle amicizie, viaggi insieme, momenti di aggregazione importantissimi. Tra l'altro la casa, potrebbe essere, voi che siete insomma bravi da questo punto di vista e siete seguiti, potrebbe essere un luogo nella quale si portano i turisti a vedere, perché a New York giustamente insomma sfruttano tutto. Noi che abbiamo palazzi bellissimi a Trieste, in questa città, Liberty, uno si mette lato rive e guarda il fronte dei palazzi, è una cosa che credo non ha paragoni in Italia, non credo.
In Europa ancora meno. Ecco. Certo. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno dottor Gulotta, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Prego. E ringrazio sempre della cortesia che mi usate per passarmi sempre le telefonate. Speriamo che duri avanti. Molte grazie. Sono Fulvio, Sì. buongiorno. Ci dica. Sentivo anche adesso il consigliere Moretti e indubbiamente ci sono delle difficoltà a collegarsi a volte con internet. Ultimamente mi sono anche arrabbiato con la banca perché mi cambiano le schermate in continuazione e mi danno tante info, diciamo tanta pubblicità che non mi serve a niente. Ultimamente dovevo fare un bonifico, il bonifico non è arrivato perché non sapevo che adesso oltre a fare tutti quei 3 passaggi prima di poi con la chiavetta c'era un altro che poi mi arrivava anche il messaggio sul telefonino. Sì. Se io non ho il telefonino o se il telefonino è scarico o se non potevo fare, insomma, dopo un mese ho potuto fare e mi sono arrabbiato con la banca, povero l'impiegato mi ha dato anche ragione. Cambiano in continuazione tutte le schermate, ma non solo delle banche. Io tante volte guardo anche le barche e mi hanno cambiato anche su Yacht World mi hanno cambiato anche là la schermata, adesso devo andare a cercare da una parte all'altra, ma non hanno altro che fare. Volevo dire un'altra cosa, c'è una grossa curiosità anche a Trieste, che non vengono eseguite le leggi. Allora, prima leggeva il piccolo dottor Gulotta e l'assessore Elia Terza, cos'è assessore, sul Portofranco Nord. Ci sono delle leggi e il consigliere Moretti, che è del Partito Democratico, deve conoscere perfettamente perché è stata fatta dall'ex senatore Francesco Russo. La Hanno la 190 del 2014 ripresa con la 205 del 2017, dove dice esattamente la legge 190 che i beni del Portofranco Nord vanno nella disponibilità del comune, che deve dare un indirizzo urbanistico, metterli in vendita con le regole nazionali ed europee e trasferire il ricavato alle autorità portuali. Nient'altro, non vanno investiti soldi, non vanno dati i magazzini in affitto, niente. E io non lo so. E tra l'altro la 205 che riprende la 190 dice anche chiaramente in base al trattato di pace, all'allegato 8, e io quando interpello dei consiglieri o insomma gente delle istituzioni che giura fedeltà alla Repubblica Italiana, quindi è obbligo di legge eseguirle e farle eseguire. Uno non sa, uno deve andare a vedere, uno deve chiedere a altri, sono altri che devono decidere, no, ognuno di noi è obbligato a far eseguire e da eseguire le leggi giustamente. E a seguirle. Adesso ne parliamo, Fulvio, adesso ne parliamo con Diego Moretti, poi chiederemo anche un'opinione anche sul Porto Vecchio, sullo sviluppo, su quello che è la vostra idea, il vostro desiderio, perché è sicuramente un'area importante. Poi dietro c'è il processo di sistemarizzazione avviato da Francesco Russo del Partito Democratico, dietro alla vicenda triestina che sappiamo già del trattato di pace e che si richiama, diciamo, a quella che è la inalienabilità del Portofranco internazionale rispetto al contesto della storia di Trieste. Moretti. Beh sì, il signor Fulvio insomma, ha detto delle cose che sono condivise. Il problema lì è sostanzialmente che il comune abbia idea di cosa fare, quindi so che la regione vuole trasferire degli uffici, esatto. So che il comune ha in mente altre cose. Quello che noi oggi contestiamo al sindaco di Piazza, ma contestiamo anche alla regione, è che far diventare un'agenzia immobiliare, tra virgolette, che 2 istituzioni diventano un'agenzia immobiliare può essere una scelta, secondo me sbagliata. Lì bisogna avere un'idea di sviluppo, come hanno fatto in altre parti del mondo, insomma in Spagna, in Argentina, con i cosiddetti porti vecchi, come li chiamiamo noi. Zone dismesse. In questi giorni andrà una norma che cancella l'ipotesi del commissario su Porto Vecchio, che 6 mesi fa la regione aveva
previsto in legge, quindi anche questo è un ulteriore elemento di confusione, perché prima la prevedi, adesso la vuoi togliere, vorremmo capire cosa hanno in testa Regione e Comune su quell'area. Cosa ne pensate voi di Portovecchio? Che idee vi siete fatte rispetto al potenziale che ha tutta quell'area? Differente chi vuole parlare per primo, È difficile. No, non siamo del mestiere. No, però come cittadino, io almeno quando ero piccolo passavo per andare al mare a Barcola, prendendo l'autobus, andando con i miei genitori, passavo vicino a tutta questa sfilza di magazzini, di cose, e dicevo, ma qui perché non c'è niente? Da ingenuo magari dodicenne, no? I miei genitori dicevano, qui c'è una situazione un po' complessa. Sì, è molto, però molto nella mia complessa. testa mi facevo l'idea, ma qua ci potrebbe essere, da piccolo dicevo parco giochi, da un po' più grande dicevo potrebbe esserci l'università, adesso potrei dire potrebbero esserci delle imprese. Cioè voi, che storie vi siete fatte nella vostra testa dell'area del Portovecchio? Io lo trovo molto affascinante proprio come disposizione, sembra un po' un piccolo Far West, diciamo. Ma cosa che è vero, sì. Ecco, e il vialone in mezzo, no? Il saloon, ci manca. Quindi conservare anche questo aspetto, diciamo, industriale, così tipico, soprattutto nelle facciate, quindi un recupero, diciamo, conservativo. Sì, non stravolgerlo dal punto di vista architettonico, architettonico, perché è tutto vincolato, credo sia tutto vincolato. È uno spaccato della... Io sono di Roma, forse l'avete capito dall'accento, quindi continuo sempre un po' a guardare la città con un occhio un po' turistico, no? E quindi approvo tutte queste iniziative che sono volte a migliorare la funzionalità dei servizi, le attività produttive, e quell'angolo lì che poi respira un po' della vecchia Vienna ci caratterizza anche questa città, e quindi mantenere questa vocazione un po'. Però ecco, in futuro lei passeggerà per quei viali e cosa vorrà trovare? Commercio, servizi, industrie, parchi, cioè cosa le piacerebbe trovare camminando lì? Ecco, trovare camminando qualcosa che soddisfa il cittadino che si vuole rilassare, quindi dei bar d'epoca caratteristici, dei pub di ritrovo, ecco, perché per esempio Trieste è un po' carente di centri di ritrovo per i giovani, no? Ecco, quindi dare questo taglio con uno sguardo attento alla vocazione turistica della città. Ok, signora Nadia? Io troverei anche un posto adatto per un museo che magari racconti la storia del porto stesso, no? Sia anche qualcosa di culturale, oltre che così, dal piacere di passeggiare. Io sarei la prima, perché appunto come vedevi tu, vedere tutta sta cosa abbandonata ecco, spero si riescano a fare delle cose, sperando anche in tempi che non siano tanto lunghi, perché di solito non faccio accenno ai lavori che ci sono a Trieste, che sono incominciati e non finiscono mai, no? Per cui mi immagino che una struttura così grande, un lavoro così enorme, comporti lavori per anni. Spero non siano interventi troppo lunghi. Dopo la pubblicità chiederò a Moretti su questa operazione di spostamento degli uffici regionali in Portovecchio, che insomma voi dell'opposizione non vedete come utile per la causa dello sviluppo del Portovecchio. Magari dopo capiremo il perché. Brevissima pausa, tra poco. Prendiamo dunque in compagnia delle signore Nadia e Maria Teresa, in compagnia del consigliere regionale del Partito Democratico Diego Moretti, in questa nostra mattinata di mercoledì 14 giugno. Dicevamo prima del Portovecchio, l'operazione regionale è quella di spostare gli uffici, gli uffici direttivi, insomma operativi della regione in Portovecchio. Secondo la proposta della maggioranza è l'elemento apripista, cioè la regione, l'ente pubblico è il primo a credere nel progetto del rilancio del Portovecchio e quindi insedia lì gli uffici in modo tale da creare vitalità e da attrarre giocoforza anche qualche attività che possa essere ristorazione o servizi, affinché i dipendenti che lavorano lì non siano abbandonati in una zona deserta. È una ratio secondo lei che ha una logica e che ci può stare, oppure
È un modo per spostare ma non creare valore aggiunto. Ma ecco, la paura è che non crei valore aggiunto. Noi pensiamo a cosa ha significato il Covid, ne parlavamo prima anche nel come si lavora. Sempre più ci sono amministrazioni anche private che lasciano 8 giorni alla settimana ai dipendenti lavorare da casa. Qua, ecco, questo è un modo di svuotare la città. Noi crediamo che anche spostare una parte degli uffici regionali dal centro città al Porto Vecchio significa svuotare la città, e c'è tutto un indotto di locali, di attività che vivono con anche insomma, gli impiegati degli uffici. È vero che Trieste in questi anni ha avuto un aumento, negli ultimi 10-11 anni ha avuto un aumento di turisti enorme, basta vivere la città. Io la conosco da 10 anni un po' meglio e devo dire che è una città che ha una vitalità, ha turisti sempre di più, per fortuna, perché questo aiuta l'economia e aiuta anche gli amministratori a tenerla pulita, perché poi ci sono zone nelle quali c'è più attenzione, ci sono zone nelle quali c'è meno attenzione, ad esempio la pulizia delle strade, della città e quant'altro. Poi mi riallaccio a quello che diceva la signora Nadia sui lavori che iniziano e non finiscono mai. Non è una caratteristica solo di Trieste, signora, purtroppo. Posso portare esempi, insomma, anche di piccolissime realtà, prego. Che situazioni guardi, a Fossalon, che è una località che pochissimi conoscono, ma che insomma è conosciuta perché ha una storia anch'essa molto particolare. C'è un ponte che è lungo 12 metri, che a causa di lavori è crollato, e sono 2 anni che tra una cosa e l'altra non si riesce a... Trovo la cosa scandalosa, vergognosa, perché si costringono i cittadini a fare giri enormi, perché Fossalon non è Trieste, che ha una rete di strade e vie enormi, creando disagi enormi soprattutto alle persone più anziane che hanno difficoltà a muoversi, perché muoversi in bici e fare 300 metri è un conto, muoversi in bici e farne 1500 perché tu devi fare il giro del mondo per raggiungere i servizi, i negozi, che già in quella realtà sono pochi, veramente trovo vergognoso, per cui mi rilascio a quello che diceva la signora. Perché abbiamo 2 lavori grossi. Nadia, per cui che lei attende? Lei attende perché magari coinvolta nell'Arione? No, a me sta bene, perché abitando in Viale D'Annunzio è molto più tranquillo, allora in questo senso mi va bene. Ecco, però crea disagio, no? A chi vi abita e a chi deve raggiungerla. Io sono stato anch'io amministratore locale di un comune di 7.000 abitanti e francamente capisco i disagi dei cittadini quando iniziano asfaltature, poi si fermano, poi la ditta a volte fallisce, devi fare le gare, però francamente dovremmo essere più attenti come amministratori pubblici a queste situazioni. Sicuramente. Soprattutto la galleria che collega purtroppo, che ha tagliato un po'. Questo tema lo conosco anch'io. È un tema scottante. È una cosa... Io che insegno una volta a settimana a Muggia, devo dire che il disagio esiste, perché praticamente Muggia è tagliata fuori, bisogna fare tutto un giro. Per non parlare del tram di Opcina, che è un'altra storia che rasenta i due grandi nodi dei cantieri a Trieste, possiamo dire, senza troppo tema di smentita, sono questi, no? Però entrambi stanno andando verso una loro definizione. Meno male. Almeno quello... Sì, sono mesi, che sono anni nel caso del tram. Ma ci sono dei problemi strutturali, immagino. Comunque, speriamo sia così. Ecco, io che appunto sono di Roma, ma quando sono venuta a Trieste ho preso quel tram e mi sembrava veramente di andare in paradiso. Bellissimo. Quindi è veramente da concludere, perché è un'attrazione turistica all'occhiello. Ed è una delle più richieste, fra l'altro. Perché è centralissimo. Prendere il tram e farsi questa passeggiata panoramica fino alle alture è qualcosa, cioè il fiore all'occhiello della città. È molto utile, perché poi da Opicina lo usavano per venire in città. È mezzo di trasporto pubblico ed è al contempo anche attrazione turistica. Difatti c'è sempre stata, almeno sempre no, c'è nei tempi recenti la volontà di renderlo, di creare un pacchetto turistico attorno al tram. Però in questo caso, Moretti, la competenza dei trasporti è regionale. In questo caso sì. Come si può fare? No, la programmazione è regionale. Sì.
la gestione è della TPL. Dei trasporti, TPL, quindi in questo caso Trieste Trasporti. Ma si può fare un biglietto turistico? Sì, si può fare perché fa parte delle ipotesi contrattuali che sono previste dal bando. Voi sareste d'accordo un biglietto turistico per il tram? Cioè, io faccio l'esempio, così andiamo terra a terra. Arriva il turista dalla Germania, arriva all'albergo a Trieste, ha delle idee di cosa visitare, l'albergatore ha i dépliant sul tavolo dicendo qui c'è anche la possibilità di acquistare da noi il biglietto per fare il giro in tram e una volta arrivati su il tragitto verso la Grotta Gigante. Adesso ho detto per dire, però non hai il costo del biglietto 1,35 €, 1,40 €, ma 5 € il biglietto più la visita. Voi sareste d'accordo a un pacchetto turistico fatto ad hoc? Quando una persona visita una città non guarda a spese. Che poi si parla perché arriva una volta e vuole vedere tutto quello che si può vedere. Quindi se viene data questa possibilità e soprattutto che viene reclamizzata anche nei singoli posti, ecco, e allora penso che sia una cosa meravigliosa. Ci sono le funicolari delle città, insomma, sui laghi, che costano qualcosa di più ma il turista e non sono utilizzate dai cittadini del posto ma dai turisti, per cui non so, delle convenzioni con gli alberghi per cui mettono a disposizione un tot. È chiaro che non può costare 5 € per il cittadino che da Officina viene in città, però viceversa. Però qualcosa si potrebbe... A Venezia il traghetto costa di più per il turista, costa meno per il residente, ma lo stesso il turista lo prende perché non è che capita tutti i giorni, insomma è un'opportunità. Vero. Sì, e ma poi anche... il tram merita veramente il suo spazio importante. Ero a Parigi l'altra settimana, a Parigi con un biglietto con 30 € vai in metropolitana, in bus, in funicolare, cioè anche questo, soprattutto per un turista, avere un biglietto unico che costa indifferente, però senza dover il biglietto di qua e il biglietto di là, perché un biglietto unico sarebbe... Vero. Ma così anche a Londra, superate una soglia di trasporto giornaliero, forse 13 sterline e mezzo, tutti i viaggi seguenti sono, diciamo, gratuiti, costo zero. Con la Oyster Card ho fatto Londra 5 giorni tutta, da un punto all'altro, da est a ovest, da nord a sud, superati i 13 pound e mezzo, viaggiamo gratis, perché dicono hai raggiunto una soglia oltre il quale insomma ti riteniamo meritevole di poter viaggiare avanti. Se andiamo da Gianluca Paladin, perché noi abbiamo parlato di turismo, e il turismo chi lo vive bene è, diciamo, a stretto contatto, quindi è al polso della situazione, se non gli esercenti del centro città, soprattutto i locali, e infatti in compagnia di Gianluca Paladin c'è il titolare del caffè Piazza Grande, Piazza Unità. Buongiorno Gianluca. Esatto Bernardo, siamo con Massimiliano Fontanotto, titolare del caffè Piazza Grande qui in Piazza Unità, per parlare di turismo. Chi meglio di chi gestisce un locale proprio che si affaccia in Piazza Unità, e di turismo ne avete visto tanto? Sì, quest'anno cresce sempre, da anno in anno cresce sempre di più il turismo. Difatti quest'inverno che si pensa più calma, ma invece il turismo è andato avanti anche quest'inverno. Veniva gente da oltreconfine, c'era molto più movimento, ecco. Sì. Poi abbiamo davanti a noi le navi da crociera, anche la gente scende dalla nave, si fa un giro per la città, immagino siano tanti coloro che vengono proprio nei locali qui attorno. Certo, prima posizione è questa, dopo San Giusto, e fanno tutto il giro qua in Città Vecchia. Comunque tanti turisti, sì, le barche sono più piene del tram, più consistenti di persone. Non c'è stata quindi una flessione tra inverno e primavera, cioè normalmente ci dovrebbe essere un minimo di flessione. Esatto, come ogni anno, ma quest'anno c'è stato un continuo turismo, perché sempre la gente arriva, viene a fare la passeggiata, viene a vedere i negozi, e Trieste piace sempre di più. Qual è il turista medio ai giorni d'oggi? Tedeschi, austriaci, ma io vedo anche spagnoli, inglesi, anche americani, no? Sì, avevamo anche, per dire, i coreani anni indietro, prima del Covid, che adesso non ci sono più, però tanti austriaci, la maggior parte sono austriaci.
Che poi abbiamo visto e ogni tanto, sai Bernardo, io ogni tanto vengo anche a farmi la pausa pranzo qui da Max, quindi vedo un po' anche la fauna che c'è qua attorno e commentavo anche quello che vedevo prendere a certi turisti. Molte volte arriva il tedesco che si prende il caffè latte e subito dopo lo spritz Campari. Esatto, hanno dei gusti proprio dalla pizza, il caffè latte, dal prosecco, tutto insieme, ecco, una cosa che la spremuta, tutta una mescolanza di cibo che a noi non è così. Non siamo abituati. Come sloveno mangia prima la pizza e chiedono il capo in B? Sono cose che noi non percepiamo, ecco. E i turisti sono informati, chiedono una cosa come il capo in B per esempio, o non sanno cosa sia? Ma poca gente sa. Comunque proponiamo al nostro turista il K&B oppure il marocchino con la cioccolata liquida, con la cioccolata in polvere, e vedono se porti un caffè così fuori, lo vedono e vogliono tutti quelli. Vogliono lo stesso. L'effetto marketing. Basta, è finito, devi fare 100 altri. Poi tornando al discorso di prima, dei dubbi su certe mescolanze di bevande piuttosto che di cibi, voi però professionali le fate e le servite, insomma. E certo, a richiesta del cliente dobbiamo fare quello che ci chiede, ecco. Quindi insomma possiamo dire, Massimiliano, che il turismo non ha avuto una flessione, è andato avanti dall'inverno alla primavera, adesso arriva anche l'estate e quindi è anche un momento felice, se vogliamo, anche per voi che giustamente avete un mercato costante. Sì, sempre di più, dico, sempre più turismo, sempre più voglia di vedere Trieste. Gianluca, volevo fare una Bernardo, domanda. vedo che tu non abbia, se hai una curiosità, ma certo. Non voglio fare il corvo della situazione, però qual è il rovescio della medaglia di tutto questo flusso, secondo l'esercente? Ecco, c'è un rovescio della medaglia di tutto questo flusso turistico, secondo te? Insomma, ci sono degli aspetti anche negativi, banalmente lavorate 25 ore al giorno, non lo so, qualcosa che invece secondo voi sarebbe da correggere eventualmente? Mette in difficoltà? Ma difficoltà è il personale che non si trova, questa è la difficoltà principale. Non c'è gente per lavorare, vengono, lavorano una settimana, 2, dopo scappano perché non hanno lo sprint per lavorare, ma anche i nostri giovani. L'altro anno ho preso 3 giovani, hanno durato 2 settimane, uno 3, si perde tempo e non si conclude niente, ecco. Quando apri la mattina e quando chiudi? Apro alle 7, verso le 10, 10 e mezza di sera chiudiamo, a meno che non ci sia qualche concerto, qualcosa così, il sabato andiamo avanti fino a mezzanotte, ecco. Facciamo un orario abbastanza tranquillo, ecco, non di notte, perché no. No, chiaro, dopo un po'. No. Beh, insomma, comunque qui in Piazza Unità già lavorare tutto il giorno con tutta la gente che arriva è già un bel carico di lavoro. È già abbastanza, perché si comincia presto e abbiamo sempre clienti, ecco, non è che stai là, fai la penichella, ma invece sei sempre in movimento. Ti metti la maca. Grazie Gianluca. Io ti ringrazio, ti saluto, ti auguro buon lavoro. Ti saluto anch'io, saluto Bernardo. Grazie Massimiliano, buon lavoro. Bernardo, grazie a te, ti restituisco la linea, così se volete anche commentare quello che abbiamo raccontato poco fa. Io volevo chiedere a Moretti proprio un aspetto che è interessante, che ha sollevato adesso il titolare del caffè. Non si trovano le persone per lavorare, è un momento strano questo, Moretti. Io ricordo che quando ero ventenne io cercavo lavoro e non lo trovavo, ok? Adesso banalmente, magari uscito dalla scuola ti affacci anche ai primi lavori, insomma puoi anche fare fattorino, puoi anche fare qualcosa per cui non è richiesto un titolo di studi specifico, non vai a fare l'ingegnere, non vai a fare un altro lavoro. Io intendo dire, adesso sembra che l'offerta ci sia, ma che non ci sia la richiesta. Beh sì, questo è quello che dicono un po' tutti, dai ristoranti ai bar, alle trattorie, in posti turistici come Trieste o turistici come può essere Grado ad esempio, hanno tutti il medesimo problema, la difficoltà a trovare personale. Credo ci sia un po' di tutto, c'è magari la poca disponibilità al sacrificio, perché è un lavoro che per 3 mesi, 2 mesi ti tiene occupato sabati, domeniche, per cui è chiaro che uno deve rinunciare a fare il giro col fidanzato, con la fidanzata. A volte c'è anche un tema che è poco sottolineato, che magari
qualche commerciante, qualche esercente si approfitta e quindi paga anche poco sti ragazzi. Però io credo che in situazioni come queste, locali del centro piuttosto che in località turistiche, essendo anche sotto osservazione, credo che situazioni in cui non si rispetta il contratto di lavoro non ce ne siano, ti assumono in regola e ti pagano regolarmente. Anche perché poi il passaparola, se tu ti trovi in una condizione sfavorevole e lo condividi, diciamo, diventa controproducente. Ad esempio ho notato a Grado, tutto il personale del retrobanco o buona parte del personale del retrobanco è straniero. Evidentemente c'è una disponibilità al sacrificio o la necessità anche di vivere, voglio dire, che è diversa, e sono assunti in regola, voglio dire, chi lava i piatti, chi fa aiuto cuoco, chi fa aiuto banconiere, quindi questo è un tema che a volte facciamo finta di non vedere, ma che invece dobbiamo pensare anche rispetto alle nostre famiglie, perché è chiaro che come diceva lei, insomma, durante la stagione estiva la voglia era quella di guadagnare e quindi si cercava di fare bagnino piuttosto in alcune località, al netto che tutti lavorano con la propria dignità, piuttosto che come sono lavori di assoluta dignità. Evidentemente adesso sono cambiate le esigenze, magari le famiglie aiutano di più rispetto al passato, per cui la paga la garantiscono sempre anche studiando. Devo dire che tanti miei coetanei che insomma facevano la stagione, quelle settimane che hanno lavorato in regola sono state accumulate e serviranno domani per andare in pensione prima rispetto a chi magari la stagione non ha mai fatta. Cosa ne pensate voi di questo trend? Forse è cambiato col Covid qualcosina, no? Anche sulla valorizzazione del tempo libero. Non dico che sia stato abbia cambiato quello, ma è una tematica che già ci portiamo dura dietro da tempo, perché le lamentele di chi non trova personale in settori dell'intrattenimento piuttosto che della somministrazione, della ristorazione, ahimè, non è di oggi. Non sono di oggi. Cosa ne pensate voi? Per noi che forse siamo un po' diciamo più in là con l'età e che non abbiamo più a che fare con figli adolescenti, il problema ci sfugge un po', ma probabilmente sono dei ragazzi che o non hanno avuto una formazione adeguata a scuola, quindi in maniera una formazione astratta e non pratica. Sono venuti meno tutti i momenti in cui si faceva il tirocinante all'interno. Per esempio mio marito, una volta che è stato rimandato, è andato in una legatoria e ha imparato un mestiere, insomma, manca proprio, diciamo, la formazione proprio sul territorio, perché sembra che sia illegale prendere dei ragazzi per dargli una formazione se non sono inquadrati all'interno di una normalità. Devono esserci delle regole, molti criteri anche di assicurazione, di responsabilità, perché chiedono che formazione hai, ma la formazione va a monte, no? E allora c'è tutto questo, il cane che si mangia la coda, insomma. O come il cartello cercasi apprendista con esperienza, eccolo, che è uno ossimoro in termini, non posso essere un apprendista con esperienza, altrimenti non sarei un apprendista. In queste situazioni ci sono anche situazioni nelle quali si sfruttano i ragazzi, questo è sbagliato, perché non dovremmo pensare a questo, però è anche vero che c'è più difficoltà. Io penso a una città turistica come Trieste, la signora insegnava inglese, e quale migliore occasione anche per migliorare, magari non solo girando, ma anche bisogna vedere quali sono i requisiti che chiedono questi gerenti e se corrispondono alla formazione e alla preparazione dei ragazzi. Ma io credo, da quello che diceva però il titolare del incarichi di lavoro, non credo sia un problema di formazione, loro assumerebbero chiunque. È chiaro che deve avere un minimo di presenza, di manualità, saper fare, di manualità. Però io credo che manchi proprio la disponibilità e il sacrificio. Credo sia proprio una questione culturale. In che senso? Cioè, come dice Moretti, la mancanza di mettersi in gioco tutte l'estate per gli stagionali. Una volta anche negli altri paesi, penso, gli studenti vanno a lavorare l'estate. Da noi non c'è questa, non trovo ci sia questa. Da noi vanno al mare, d'estate. Penso sia questo
Poi di altri problemi, per l'amor del cielo, però fondamentalmente può essere questo. Un cambio culturale. Se la settimana, la famiglia La baghetta ti dai dallo stesso. 200 euro, 300 euro, Non hai l'esigenza, non senti l'esigenza, Certo. perché io dico... E forse anche l'isolamento che hanno subito questi ragazzi, Sì, che li ha avviliti, gli ha tolto delle ambizioni, delle di una aspettative. progettualità. Ecco, quindi ha ridotto proprio la visione della vita, no? Noi l'avevamo alla lunga distanza, volevamo costruire e avevamo dei progetti e delle scadenze, e invece adesso è tutto limitato al qui ed ora. E quindi ha tolto questo c'è spirito la di lungimiranza. iniziativa. Sì. Ok, può essere una componente. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Sì. Buongiorno, un saluto alla redazione, un saluto ai gentili ospiti e a tutti quanti i telespettatori di Tele4. Prego. Allora, io volevo prendere spunto per quello che è stato detto in studio per quanto riguarda il mondo del lavoro, Sì. perché secondo me è emerso qualcosa di veramente interessante. Il punto è che non è che il giovane non ha voglia di lavorare, è che semplicemente il giovane è frutto delle politiche sul lavoro fatte dalla sinistra negli anni passati. Porto un esempio: da Prodi in poi abbiamo visto una forte precarizzazione del mondo del lavoro. Prodi l'abolizione dell'articolo 18, finendo su Renzi, che tutto quello che ha fatto, proprio una precarizzazione spinta. Questo cosa ha comportato? Ha comportato che il lavoro, da come si sentiva a livello classico, è diventato il prodotto lavoro. Allora, se un giovane giustamente deve andare a lavorare, si deve trovare una convenienza. La convenienza può essere o i soldi, Certo. però se noi andiamo in giro per Trieste vediamo scritto cercasi stagista, e stagista sappiamo benissimo che sono pagati pochissimo, oppure la stabilità. Ma siccome la stabilità è stata abolita per legge, a questo punto uno valuta la propria convenienza. Se devo stare a casa con i genitori che mi aiutano e andare a fare lo schiavo sotto un titolare che mi paga poco, oppure non riesco a costruire un avvenire, permettetemi, riguardo la cosa che mi è più conveniente. Ok. Però quello che metto ancora di più in salto è il fatto che tutta questa economia su cui viviamo attualmente a Trieste è un'economia assolutamente fittizia, perché basta un niente per distruggere anni e anni di lavoro. Porto un esempio della guerra in Ucraina, che ha tolto ad esempio i turisti russi che spendevano tantissimi soldi per Trieste, e adesso si punta a sua volta nuovamente su un turismo di poco valore aggiunto, no? Pertanto, per riassumere, non è che dobbiamo scagliarci con i giovani che non hanno voglia di lavorare, dobbiamo forse rivedere le politiche del lavoro fatte negli anni passati da questi governi, legati più che altro a interessi economici internazionali che quelli nazionali e locali. Grazie, buongiorno. Moretti, cosa ne pensa di questa più scelta normativa che è di carattere sociale? No, ma c'è anche questo aspetto, sicuramente lo dicevo prima, uno dei motivi è anche perché magari qualcuno approfitta del fatto che paghi poco le persone. Ma fatta questa premessa, e quindi condivido quello che diceva l'ascoltatore per quella parte, lui accennava a un problema più ampio, quello della precarizzazione. È vero, in teoria si è precarizzato di più, bisogna però riconoscere che non è un problema di un governo o dell'altro, perché un governo può aver anche cambiato le leggi, ma non è chi è venuto dopo le ha cambiate, quindi, o le ha ripristinate, quindi c'è una linea di indirizzo generale che sicuramente può essere corretta, però ricordo che al di là della precarizzazione, anche settori nei quali si tende a fidelizzare il dipendente non riescono a trovare persone, cioè nella grande industria dove il contratto esiste, dove ci sono tutele, dove sì, ti faranno inizialmente il contratto di 6 mesi, ma poi se sei bravo te lo stabilizzano, sì. E hanno difficoltà anche lì a trovare lavoro. L'assessore regionale alla funzione pubblica Roberti in più occasioni ha detto
i concorsi pubblici, che una volta erano l'aspirazione di tutti, vengono fatti da sempre meno persone, e quindi questo è un tema di cui dobbiamo tenere conto a livello generale, per cui è chiaro che anche perché sì, c'è bisogno di lavoratori attivi per poter pagare le pensioni a chi se le sudate e guadagnate nel corso di 30, 40, 50 anni di lavoro. Quindi c'è un problema vero, ma insomma ed è un problema che dovrà essere affrontato a prescindere da chi governerà. Noi dobbiamo andare in pubblicità, ringrazio tanto il consigliere Moretti per essere stato con noi. Grazie a voi. Buona giornata e buon lavoro. Subito dopo al suo posto arriverà un altro consigliere regionale, in questo caso Michele Lobianco di Forza Italia. Ci vediamo dopo la pubblicità. Siamo in compagnia ora del consigliere regionale di Forza Italia Michele Lobianco, ben trovato. Buongiorno, ben trovati a tutti i telespettatori e ben trovati ovviamente a questo splendido salotto televisivo, in questo nuovo format che è davvero vincente nella fase che io vedo. In compagnia delle signore Nadia e Maria Teresa, a questo punto avete a disposizione il consigliere regionale di Forza Italia Lobianco, che è triestino, quindi la città la conosce palmo a palmo. Se avete domande, curiosità, quesiti anche relativi chiaramente alla città, ai rioni, a cosa c'è da fare, cosa va e cosa non va, è a vostra disposizione. Io sono a vostra disposizione. Mi dono a voi, mi dono ovviamente a tutti i telespettatori. No, ma io sono sempre. Io ho iniziato 26 anni fa il mio percorso politico da consigliere circoscrizionale, comunale, poi l'assessore, poi non è che, e quindi io sono permeato nella mia città, nella nostra città, perché dire mia, sono nella nostra città, e quindi è chiaro che anche adesso che sono andato in regione, no, a fare il consigliere regionale, io non c'è giorno, ora, che ricevo telefonate su criticità della città, certo, come se fossi ancora amministratore della nostra città, e che io ovviamente rispondo, perché non è, ecco, una delle cose, non so se rubo qualche minuto, posso, non so, c'è Paladin che deve intervenire anche. Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo, bene. Allora, non è che se uno adesso, io sono passato dall'amministrazione comunale in regione, io non mi occupo più delle città, no, ovvio, tu mi chiami e io me ne occupo avanti, quindi a disposizione. Signore, se avete qualcosa che riguarda, come dicevo prima, qualunque aspetto. Io recentemente sono andata ad abitare a Largo Barriera. E è chiaro che è una zona multietnica, insomma, sì, no? Sì. Ecco, chiedo a Michele Lobianco, perché lei mi chiamerebbe assessore come mi chiamano tutti assessori. Io lo chiamo assessore. Ma lei mi chiama Michele Lobianco. Se il comune prevede, insomma, una gestione di questa sovrappopolazione in questo ambiente che crea un tocco folcloristico sicuramente, ma anche dei risvolti, insomma, un po' di miseria, di disordine. Ecco. Allora, lei conosce bene la zona di Largo Barriera, anche per quando era assessore agli affari generali, con la questione della pulizia delle aree, dei ratti e tutto questo. Beh, su questo i ratti. Sì, perché un giorno io avevo tra le varie deleghe quello dell'ufficio zoofilo. L'ufficio zoofilo non solo si dedica agli animali d'affezione, ai cani, ai gatti, il gattile, ma anche delega regionale, cioè la regione ha dato ai comuni il compito di gestire il governo sia della disinfestazione delle zanzare più la deratizzazione. Ma Largo Barriera Vecchia, devo dire, ritornando al fatto che io sono 26 anni che ha avuto una grande riqualificazione, mi pare di Piazza 2, dove abbiamo riqualificato quell'area inserendo anche delle alberature interessanti, e c'era anche dibattito su quali alberi, perciò quei ciliegi selvatici che hanno fatto. E chiaramente nel tempo io farei un unicum, collegandomi anche a Piazza Garibaldi, quel luogo, no, chiaramente ha avuto un cambiamento di residenti, ma devo dire, guardi, io ho fatto la campagna elettorale in Largo Barriera, peraltro, no, ero lì insomma a incontrare i cittadini, devo dire un equilibrio ancora, diciamo, coerente, insomma c'è ancora un equilibrio tra presenza ovviamente di cittadini non italiani che hanno trovato residenza lì,
e i nostri concittadini di Trieste. Guardi, non fosse peraltro, vi do ovviamente ai telespettatori, l'interesse che comunque, prima, perché io vi ho seguito prima, no? Uno dei segnali di equilibrio e di attenzione ai luoghi è anche l'investimento che hanno fatto comunque tutti nel rifacimento delle facciate. Lei dirà, cosa vuol dire questo? Vedi, c'è stata una studentessa che mi ha chiesto di fare 2 battute per una tesi di laurea sul rione di San Giacomo, no? E io ho detto, vede dottoressa, perché lei se va a San Giacomo scoprirà, anche lì possiamo equilibrare il suo intervento, anche lì c'erano delle case, c'erano dei ruderi incredibili che sono stati risistemati, ma la percentuale di cittadini residenti in quei condomini non sono italiani. Quindi per paradosso loro hanno voluto fortemente la riqualificazione dei luoghi dove appunto dimorano. Quindi, rispondendo e concludendo, vi è chiaramente l'attenzione dell'amministrazione comunale, e io adesso posso, come dire, accompagnare l'intervento di chiusura dicendo che ero assessore e avevo il compito dell'installazione delle telecamere, quindi sul tema della sicurezza. E Piazza Garibaldi, Largo Barriera saranno interessati dall'inserimento di nuove telecamere, ma a breve, perché ci sono i fondi stanziati, il progetto stanziato, eccetera, già il progetto redatto, eccetera. E più di grande attenzione nella cura dei luoghi, chiaramente, ma mi sento di dire che è evidente che vi è un rilievo evidente e visibile di una percentuale maggiore di cittadini non italiani, che peraltro adesso poi sono quelli di prima generazione che sono diventati italiani, ma vi è ancora un grande equilibrio. Sentiamo una telefonata, poi signora Nadia le lascio pure chiedere quello che vuole. Buongiorno. Si sente? Prego. Dunque, grazie alla gentile centralinista signora Paola e alla regia che mi manda in onda. Buona giornata gentile conduttore dottor Bernardo e ai graditi ospiti in studio, le gentili signore che rappresentano un po' il pubblico da casa e l'assessore Michele Lobianco. Sono Claudio Visentini. Grazie caro Claudio, un abbraccio affettuoso. Grazie di cambio di cuore. Vorrei ritornare su un tema che ha parlato lei Bernardo e io nello specifico mi sento di ringraziare la consigliera Anastasia Doria della 4ª circoscrizione per aver organizzato l'ottimo evento culturale Atmosfere letterarie alla Clay Bellini. Poi, certo, oggi c'è un articolo molto interessante sul piccolo che riguarda gli incentivi alla natalità, che è un tema, mi sembra importante, che anche la Regione può legiferare in merito. Ritengo che incentivare la natalità potrebbe essere un buon punto di partenza per sostenere le famiglie e creare un ambiente socialmente e economicamente sano. Un aiuto concreto ai genitori è infatti necessario per costruire una società più giusta e più equa. In primo luogo l'accessibilità alla cura infantile deve essere estesa. I servizi come asilo nido e scuole materne devono essere a disposizione di tutti i genitori, indipendentemente dal loro stato sociale e dal reddito della famiglia. In questo modo i genitori potrebbero lavorare tranquillamente perché consapevoli che i loro figli sono al sicuro in strutture sicure e affidabili. Che ne pensa Assessore? Grazie e buon lavoro. E anche alle gentili signore. Grazie. Grazie caro Claudio. Beh, intanto grazie, sono felice che tu mi do del tu, perché sarebbe, no? Tu mi chiami assessore, ecco, a conferma di quello. Assessori si resta, insomma, non fosse perché io sono stato per 3 consigliature. Lei però, le rispondo subito, ma lei aveva volevo rimanere in barriera, perché si parlava anche prima con la signora, passo spesso sempre di là, e sa quel grande muro che è di fronte a come no, dove c'era dove una volta c'era la pubblicità, e io ricordo la tigre, della Shell, si può dire, dato non esiste più la Shell. Bellissima. Ecco, non è mai venuta idea di fare un bel murale, come fanno da tutte le parti? Questa è la notizia che io darei oggi, ecco, lì allora, posto che
e rispondo, Claudio. Questa è una bella idea, mi creda, perché a Trieste, devo dire, facciate lisce, aperte, che possono essere utilizzate per, ecco, in questo caso, un'opera d'arte, perché di fatto i murales, che ormai insomma sono delle vere e proprie, potrebbe impreziosire, e quindi lei ha dato una bella, guardi, uno spunto ai miei colleghi ovviamente del comune, che chiaramente con nulla osta del condominio della soprintendenza, ecco, volevo capire anche l'iter che se parte questo, e questo ormai è compito e mestiere di chi amministra il comune di Trieste e quindi i miei ex colleghi di qualche istante fa, è interessante come cosa, verrebbe una cosa bella, ma insomma questa è una cosa. Mentre la lascio rispondere a Visintin fra un attimo, perché abbiamo Gianluca Paladin, che credo sia in compagnia del presidente della ginnastica triestina Varrecchia. Gianluca, a te per questo breve intervento prima della pubblicità. E non si sente. Adesso vediamo, prego, mi sentite, ora dovreste sentirmi. Allora, siamo con Massimo Varrecchia, presidente della ginnastica triestina, che salutiamo e ringraziamo. Intanto, grazie per averci accolto. Grazie a voi di essere qui nella sede della ginnastica triestina. So che la pubblicità, Bernardo, a breve, quindi rapido collegamento, poi ci risentiremo qui per parlare di varie cose, le nuove iscrizioni che sono aperte, e poi siamo all'interno del museo che racconta la storia della ginnastica triestina. Magari qui ci faremo un punto più tardi. Nuove iscrizioni per l'anno 2023-2024, giusto? Sì, abbiamo riaperto da metà di giugno le preiscrizioni per l'anno sportivo 23-24 con una scontistica e una sorpresa. Quest'anno ci sarà uno zaino in omaggio per chi si iscrive entro il 30 di giugno. Quindi anche un incentivo, insomma, diciamo. Esatto. Come sta procedendo qui in ginnastica triestina? Perché d'estate avete comunque dei corsi. Sì, allora l'estate continuano soprattutto gli agonisti che non si possono fermare ovviamente, e in più anche degli amatori a fare dei corsi estivi delle diverse discipline. Ovviamente vi state preparando per la nuova stagione, e rispetto agli anni precedenti come stanno andando le varie preiscrizioni di iscrizioni di anno in anno? Sì, diciamo che siamo in linea con l'anno scorso, quindi comunque c'è diciamo una parte affezionata che non vede l'ora che riapriamo appunto le prescrizioni per iscriversi e prenotarsi per le attività dell'anno sportivo successivo. Una storia molto importante quella della ginnastica triestina, che è diventata negli anni anche insomma, un po' un'istituzione, no, di questa città. Sì, è la seconda più antica d'Italia e la prima a possedere un patrimonio immobiliare che da alcune volte è un pregio, alcune volte è una difficoltà per poterlo mantenere e sostenere, ma sicuramente è parte integrante della città di Trieste. Allora Bernardo, sulle immagini che state vedendo anche del museo, della stanza in cui siamo ospitati qui alla sede della ginnastica triestina, io ti ricedo la linea, poi la riprenderemo magari fra qualche minuto dopo la pausa pubblicitaria. A te Bernardo. Grazie, Lo Bianco, rispondiamo a Visintin tra un attimo oppure vuoi rispondere subito? Ma no, rispondiamo dopo con più. Rispondiamo dopo allora, dai, ci fermiamo per la pubblicità, appena rientriamo la risposta del telespettatore, di nuovo con Gianluca Paladin e tutte le altre domande, quesiti e curiosità in compagnia delle nostre ospiti. Ci vediamo tra qualche minuto. Bella idea. Allora... Bene, ritorniamo in diretta in compagnia in compagnia del consigliere regionale Lo Bianco. Risponda pure a Visintin. Allora, a gentile Claudio, ovviamente a tutti i telespettatori, la regione si è e si adopera costantemente con tutta una serie di benefit, di bonus per i bambini, eccetera, quindi con incentivi. Ed è assolutamente un obiettivo che, al di là di chi siede, insomma, al di là della parte politica, è un obiettivo comune per tutti: creare oggi, come non mai, insomma, le migliori condizioni per garantire o insomma, assicurare una condizione, diciamo, positiva, favorevole alla natalità, dove però la natalità chiaramente è un elemento ideale, no? Cioè vuol dire uno vuole avere un figlio, lo desidera tanto e quindi comunque lo mette al mondo al netto delle condizioni che chiaramente possono essere vincolanti. E quindi vi è chiaramente da parte mia, ma insomma da parte di chi oggi amministra la regione, ma anche di chi è da parte all'opposizione, quella di garantire sempre un percorso il più confortevole, uso questo termine, a che una famiglia possa avere punti di riferimento come sono gli asili nido, che sono uno dei primi punti,
la facilità poi a che questo bimbo cresca e quindi di trovare posto alle materne, nei ricattoi, alle scuole eccetera, e dopo quando sarà uomo anche trovare un posto di lavoro, ma insomma innanzitutto i bambini con il tema dei pediatri, perché la cosa è molto più ampia, no? Quindi vi ha assoluta disponibilità su questo. Allora dovremmo tornare da Gianluca Paladin per il collegamento, visto che poi il presidente della ginnastica triestina dovrà salutarci. Nel frattempo a voi avete domandato un attimo fa di Largo Barriera, sì. Questo più rientra in una situazione proprio di controllo dei rioni fondamentalmente, no? Sì, che ha anche a che fare con quello che è il vissuto di ognuno di noi. Creare anche delle strutture di accoglienza, di aggregazione per queste persone e quindi di migliore inserimento nel tessuto sociale, altrimenti si creano dei settarismi, ecco, dei settarismi che non facilitano. Intanto che devo dire la verità che Trieste, adesso se dobbiamo entrare sul tema immigrazione, immigrati, è un tema diciamo che abbraccia la città tutta, è un tema come dire di una certa ampiezza. Se noi andiamo a vedere invece il tema più preciso, andiamo a configurare il Largo Barriera, Piazza Garibaldi, e anche San Giacomo, perché li tre assieme, alla fine questa città, la nostra città, e parliamo perciò di un certo tipo di immigrazione, per un certo tipo di presenza, alla fine questa città è riuscita ad assorbire, no? Come dire, ad amalgamare, perché fondamentalmente quelli sono luoghi dove risiedono degli immigrati attivi, no? Ecco, sono quelli che hanno tutta una loro azione. E bisogna avere però chiaramente sempre attenzione a creare cosa? Sempre la miglior condizione, come dire, di abitabilità, uso questo tema, questo termine improprio, questa abitabilità della nostra città, dei nostri luoghi, no? Tu crei un luogo bello, un luogo a posto, pulito, eccetera, quel luogo illuminato, servito. Ad esempio, lì di fronte all'ex UPIN, lì c'è dove c'era la banca, quelli di proprietà del comune, lì dovrebbero trasferirsi degli uffici, ecco, della statistica, ecco, quindi dovrebbero, io così lasciai, ecco, adesso, comunque degli uffici, ecco, creare gli uffici, dei punti di riferimento, eccetera, che chiaramente impreziosiscono il luogo e lo rendono ovviamente il migliore possibile, ma non a caso presidiato. Ma c'è il... Sì, abbiamo. Però non a caso quello è un luogo di grandi, uso un termine che non amo, insomma, un luogo di grande interscambio con tutti quei capolinee, pieno di capolinee, no? Pieno di auto di qua, e ripeto, io che cammino, io vivo la città, non è che non sto in una torre d'avorio, e come è noto, insomma, frequento i luoghi della mia città, e lì anche, mi ripeto nuovamente, in campagna elettorale ho incontrato un sacco di miei concittadini, miei amici, gente che passa, che si muove, eccetera, che vive. È molto vivace. Sì, è molto molto attivo. Ecco. Andiamo da Gianluca Paladin con il presidente Varrecchia, di nuovo a voi. Presidente di un grande sodalizio. Nuovo buongiorno, siamo in un'altra stanza del Museo della Ginnastica Triestina, alle mie spalle le foto che raccontano la storia di questo luogo. Allora, diamo qualche numero anche per quanto riguarda le iscrizioni, dicevamo prima. Sì, allora l'anno sportivo inizia il 1° di settembre e chiude il 31 di agosto e quindi l'anno sportivo ancora in corso, abbiamo raggiunto quasi 1400 soci, quasi 200 in più dell'anno scorso. E speriamo che nel prossimo anno sportivo 23-24 riusciamo anche a superare questo nuovo numero, una sfida. Prima in fuori onda mi parlava del basket femminile, giusto? Sì, allora quest'anno la prima squadra femminile del basket che è nella Serie B è arrivata quinta, c'è un progetto che stiamo mettendo in piedi in questi proprio giorni a lungo termine triennale con appunto il coach Mattia Jogan, e in più ci saranno alcune sorprese a fine luglio relative a degli sponsor importanti e a questo punto posso anche anticiparlo, l'intento è quello di poter raggiungere la categoria superiore. Ah, ok, quindi insomma questo è l'obiettivo. Esatto.
E poi la ginnastica triestina accoglie tantissimi sport. Qual è quello con più iscrizioni, quello che va anche per la maggiore, insomma? Qual è l'attività più richiesta? La ginnastica artistica parte dai baby gym di 3 anni fino a anche età molto elevate con così simpatizzanti che la sera vengono a fare un po' di allenamento, e poi abbiamo una buona parte di agonisti, e fate conto che sui 1400 circa oltre 550 sono ginnasti della sezione ginnastica artistica. Poi avete le eccellenze, non dimentichiamo il judo. Veronica Toniolo è passata di qui, insomma, la campionessa. Sì, esatto, Veronica Toniolo, che le auguriamo quanto prima di avere questa certezza di arrivare alle prossime Olimpiadi, è passata di qua, è stata una nostra atleta e passa ancora a trovarci ad allenarsi anche qui con noi. E non è l'unica persona che va alle Olimpiadi, che partecipa a grandi campionati nazionali e mondiali, cioè la ginnastica triestina è stata un po' fucina di talenti negli anni. Sì, ne abbiamo presenti nella storia come Irene Camber, Svara nell'atletica leggera, ma anche ultimamente abbiamo tanti ragazzi giovani, quindi dai 16 ai 18 anni, che si stanno veramente dimostrando dei futuri campioni nelle attività delle diverse discipline, dalla scherma, dal judo. E allora Bernardo, prima di ricederti la linea, io ti farei vedere, passo dietro la telecamera così parlando proprio di storia. Allora Presidente, questa è una foto della storica palestra della ginnastica triestina. Questa foto risale al 1870 come era allora, ed ha una storia particolare anche nel nostro recente passato, perché cosa è successo nel 2020? Sì, nel 2020 abbiamo deciso di portare nuovamente la ginnastica artistica, che era stata collocata nelle presidenze precedenti nella palestra B, nella palestra A, ed è stato un gran successo. Proprio questo spostamento ha dato una stabilità alla sezione e ha fatto sì di aumentare anche i numeri di ragazzi che si iscrivono. Ci sono rapporti che la ginnastica triestina tiene con altre realtà sociali e sportive, giusto? Sì, noi volentieri collaboriamo con altre associazioni sportive, le ospitiamo volentieri all'interno della ginnastica nei momenti di loro difficoltà o di impossibilità di alcune palestre, e anche per poter avere uno scambio, no, di conoscenze proprio nelle attività sportive. Da quando lei è Presidente, qual è la soddisfazione più grande che ha avuto in questa sede? La soddisfazione più grande sono proprio a fine anno i saggi che siamo riusciti a rimettere in attività anche dopo il periodo di fermo della pandemia, il 2 giugno al Politeama Rossetti con la danza moderna, il 10 giugno al Palachiarbora con la ginnastica artistica, e adesso venerdì avremo presso il Teatro Bobbio le balli latinoamericani. Qui si vede proprio gli atleti, i ne e quindi la forza della ginnastica triestina. E allora Bernardo, sulle parole del Presidente, restituiamo la linea, magari un ultimissimo collegamento alle... Paladini, ti interrompo. Sento lo bianco. Io passo, caro Presidente, io passo dal sacro al profano, dicendole che io ho passato dei straordinari pomeriggi danzanti alla ginnastica triestina. Avevo la tesserina di colore azzurro, perché quella volta per poter accedere avevi la tesserina, e quindi la ginnastica triestina, se io ho 58 anni, si figuri, da quando avevo 15 anni questo, e quindi in quell'epoca, ma non so quanti centinaia di migliaia sono di ragazzi ci sono chiaramente negli anni, divertiti in quel luogo straordinario che è chiaramente il luogo sacro dello sport. Ecco. Allora aspetti, consigliere, che dico a Massimo Varrecchia quello che avete raccontato. Lo possono rifare. Ha dei bellissimi ricordi, diceva, no? della ginnastica triestina. C'era il tesserino azzurro, no? Da presentare una volta anni fa. Insomma, è anche bello sentire persone che hanno conosciuto la storia della ginnastica triestina e che continuano a parlare. Ovviamente, d'altronde siamo anche qui nel museo che racconta proprio questo pezzo di storia. Sì, in realtà credo che nessun triestino si possa definire triestino se non è passato da ginnastica in un modo o nell'altro, soprattutto oltre alle attività ginniche, anche per i famosi balli che si facevano la domenica pomeriggio proprio nella palestra A, e quel tesserino era proprio lo strumento per poter accedere a questi balli. Bei tempi, dice il consigliere Lo Bianco, che saluto ovviamente. Un abbraccio, consigliere. Vi restituisco la linea. Massimo Varrecchia deve scappare fra poco. Io cercherò di fare un ultimissimo
collegamento magari alle 9:30 e poi lo liberiamo ovviamente. A te la linea, Bernardo. Grazie, cosa voleva dire Nadia? No, ma una cosa che io ho un ricordo della ginnastica triestina, è un ballo di carnevale, ma avevo 7-8 anni, dunque lei non era neanche nato. Perché la ginnastica, allora c'erano in quel periodo storico che io frequentavo, allora anche, ecco, perché Trieste era, insomma, è straordinaria, ma i ricordi sono... C'era il Circolo Marina Mercantile che faceva i balli del giovedì sera, e anche lì era bello perché i genitori erano tranquilli e sicuri, perché solo chi aveva la tessera iscritto eccetera, quindi anche lì c'era una tessera di un altro colore, poteva avere accesso al Circolo Marina Mercantile. Così invece la domenica pomeriggio alla ginnastica triestina, ed era bellissimo. E perché? Perché questi sodalizi, a seconda anche dell'età, no? Creavano dei balli dedicati ai bambini entro i 10, dopo, ed era un mondo così, veramente, era un mondo di grande attenzione così, anche su questi temi, da questi sodalizi sportivi, insomma. Poi ovviamente la ginnastica triestina si ricorda per le grandi performance sportive dei loro atleti, ma anche per questi aveva, come dire, questa funzione sociale, questa funzione di essere luogo di fiducia delle famiglie, perché io adesso prima Claudio caro, tornando un po' sulla natalità eccetera, io ahimè non ho avuto l'intelligenza di avere figli, quindi non ho figli, ma se io avessi avuto un figlio l'avrei mandato sicuramente alla ginnastica triestina al ballo, perché ero sicuro, e così al Circolo della Marina Mercantile giovedì sera. Questi sono luoghi storici eccetera della nostra città, ma come c'era il dopolavoro ferroviario col suo bagno, quindi realtà istituzionali che curavano. Ma insomma, non voglio entrare nella sindrome ecco, ci sono delle realtà della Marcord, ecco, però uno manda, ecco, tuttora esiste questa certezza, uno li manda al Saturno, li manda alla Nettuno, li manda all'Apollino, sono luoghi, ecco, che potreste fare un servizio da qui lì, su tutte queste realtà che hanno solide il Circolo Adria, solide strutture valoriali, dove le famiglie mandavano e mandano tuttora i propri figli a fare lo sport. In quell'occasione c'era lo sport e il divertimento libero. Ecco, anche in questo ambito, ma ci sono ricreatori adesso a Trieste, mi sembra? Sì, ecco, i ricreatori sono la specialità. Adesso vi racconto, posso raccontare un aneddoto? Siamo stati... Sì, dopo andiamo in pubblicità. Ecco, allora io finisco, ero in Marina Militare, quindi avevo 20 anni, avevo 21, quindi 21 e qualcosa, torno, ho detto, vado a giocare a basket, e vado dove? In ricreatorio a Giglio Padova, metto il primo piede dentro, e c'era il maestro storico, che chi conosce i ricreatori, il maestro Stibiel, che in triestino mi dice, cosa fatti? Vengo a giocare a basket, ma te sono vecchio, quante volte, quanti anni? Non si può, allora non potevi entrare, oggi si può, perché adesso, caro Claudio Visentini, allora, i giovani sono da 0 a 35 anni, no, anche 38, così rientro anch'io. Quella volta non mi fecero giocare a basket, oggi potrei andare al Totti, che c'è il progetto giovane che te può andare via. Allora, i ricreatori sono in realtà chiaramente unica triestina, che sono, i ricreatori sono laici, gli oratori sono invece associati alla Chiesa. Breve pausa, poi torniamo tra poco. Ma io ricordo che c'era prima... Di nuovo da Gianluca Paladin, sempre dalla ginnastica triestina, anche perché le signore hanno anche alcune curiosità da inoltrare al presidente Varrecchia. Gianluca? Allora Bernardo, sì, grazie, siamo sempre qui alla ginnastica triestina, e questa che vedete è la prima bandiera della ginnastica triestina, un pezzo davvero storico, e quindi insomma Presidente, diciamo che qui questa è la prima bandiera, e con lo stemma che diede anche poi a Trieste insomma
La Labarda, esatto. Qual è la storia di questa bandiera? Allora, questa bandiera è proprio originaria del 1863 della ginnastica triestina. Nel 1915, quando la struttura fu dagli austriaci bruciata, la bandiera era all'interno e alcuni volontari della ginnastica triestina dell'epoca vennero a salvarla insieme ad alcuni arredi e ad altre attrezzature ginniche che erano contenute nella ginnastica. Infatti si vede che ovviamente a una certa età questa bandiera è ancora bellissima, ma racconta una storia incredibile. Ecco, vediamola bene nel dettaglio. C'è la Labarda, ovviamente la bandiera mostra i suoi anni, però insomma è bello vederla ed è bello tenerla. Sì, è oggetto tra l'altro di un possibile restauro, stiamo ancora raccogliendo alcuni fondi proprio per riportarla quantomeno a una situazione di integrità. Poi lei voleva anche lanciare un messaggio, avete una commemorazione qui? Sì, il 24 di giugno ricordiamo con la famiglia, la figlia e la moglie dell'istruttore Ghetti, che fu l'ultimo istruttore della pallacanestro femminile che portò a Trieste alla Società Ginnastica Triestina i titoli italiani. Bernardo, se tu hai una domanda da inoltrare a Massimo Varrecchia da parte dei tuoi ospiti, però vi prego di essere brevi perché davvero adesso dobbiamo andare, dobbiamo lasciare i suoi impegni. Prego. Sì. Ecco, brevemente volevo chiedere se ancora è attivo il centro Amici del Cuore di Primo Rovis. Se ancora è attivo il centro Amici del Cuore di Rovis? Allora, la sala Rovis quest'anno noi l'abbiamo ripresa dopo 30 anni che era stata data in comodato d'uso alla Prosenettute. All'interno facciamo diverse attività culturali e purtroppo durante la pandemia si è fermato questa attività che era rivolta appunto agli anziani che volevano fare attività fisica e cardiaca. No, con un'assistenza, un infermiere. Spero il prossimo anno di poterli riconquistare e farli ritornare alla ginnastica triestina. Bella anche la possibilità del pubblico di porre domande, quindi giustamente così il Presidente, grazie anche per rispondere. Avevate un'ultima curiosità, immagino, giusto? C'è qualcos'altro? Vi chiedo, signora Nadia, signora Maria Teresa? Niente. Assessore Bianco? Niente. Possiamo liberare? E allora Bernardo, noi salutiamo il Presidente della ginnastica triestina, Massimo Varrecchia, grazie per averci accolto. Buon lavoro. Grazie a tutti voi. Grazie Bernardo anche a te della linea, ti lascio ovviamente il tempo per commentare se vuoi anche questo con i tuoi ospiti e comunque alla vostra trasmissione. A te Bernardo. Beh, si parlava prima dell'importanza dei luoghi di aggregazione, sì. Lei lo declinava anche in termini diciamo urbani, in quanto a rioni, in quanto a strutture. C'è da dire, Lo Bianco, che, e qui coinvolgo le qui presenti, non tutti i rioni hanno neanche una piazza, se vogliamo, per poter dire c'è la valvola di sfogo del quartiere. San Giovanni forse è un esempio dove è stata richiesta, ma anche lei parla di piazza ad uno che è nato a Trieste dai genitori pugliesi. Lei sa che nei paesi della Puglia c'è sempre la piazza, anche San Luigi, ci sono i punti di ritrovo che vengono spontanei in qualche maniera, come a Roiano c'è piazza Tre Rivi dove confluiscono tutti, insomma chi prende il pane, chi prende il caffè, chi saluta l'amico, diventa un modo anche per passare un po' la domenica mattina, un'oretta. Ma diciamo che la risposta è semplice da un punto di vista orografico, la città questa è, quindi dal punto di vista della crescita della nostra città, no? In che senso? Cioè la nostra città nasce appunto da San Giusto, scende a valle, poi arriviamo sulle saline e inizia a crescere, no? Allora a seconda dell'età della nostra città abbiamo luoghi che diventano, io ho vissuto nel rione, per capire, dove c'è la chiesa di San Vincenzo de Pauli, quindi la Gaspardis, e lì c'era Piazza Perugino, È ovvio che più è recente la nostra città, più è recente, meno piazze troveremo, perché sono dei luoghi che sono urbanizzati per chiaramente accogliere i cittadini che dalle saline sono rifuggiti sui colli della nostra città, e quindi non troveremo. Però se noi andiamo ad analizzare luoghi tipo San Vito, che ha Piazza Carlo Alberto, Piazzale Rosmini, quelli sono luoghi che
possono identificare un rione, ma anche no, perché sono luoghi anche di svago, no? Beh, se non voglio parlare io di Piazza Cavalberto, che fui, quando ero consigliere circoscrizionale 26 anni fa, il fautore del in coordinamento con l'assessore Drossi Fortuna, quella volta lì, del campo di calcetto, e poi dopo anche quello di basket, con un po' di problemi con i residenti che non volevano sentire, però siamo riusciti a portare a casa quel risultato. Io l'ho sempre detto assessore, sarebbe da fare il contrario. Sarebbe da fare il contrario. Ho frequentato quel campetto 27 anni, quindi, adesso poi ho cambiato rione, quindi eccetera. Lo frequento di meno. Però. Ecco. Comunque esistono luoghi San Giacomo è un rione vivissimo, no? Sì. È uno dei rioni che io devo dire la verità, quando io ci abito ma c'è una vitalità, c'è veramente un luogo e poi chiaramente luoghi dove non essendoci, come appunto dici tu, un luogo veramente di aggregazione, poi con tutti i servizi vicini eccetera eccetera, quelli sono luoghi da cui non viene l'aggregazione. Cosa ne pensate dei flussi turistici di questo momento in città? Perché è evidente come la città stia crescendo sotto questo profilo. Prego, chi vuole? Io faccio la domanda, poi io appunto, viste le mie origini, di Roma, però vivo a Trieste da molti anni, e quindi comunque apprezzo proprio questo risveglio, questa vivacità della città che è apportata da questi flussi turistici. Ecco, bisogna avere un occhio per facilitare anche la visita della città. Ad esempio si parlava di creare dei pacchetti per incoraggiare il turista a recarsi in certi luoghi fuori proprio dalle rotte tradizionali. Stavo pensando per esempio la goletta verde che porta a Muggia, sarebbe bellissimo. Ecco, il delfino verde, sì. Negli alberghi, no? Mettere una reclame, un pacchetto di visita, perché così anche si dà sviluppo a Muggia e sembra una piccola crociera in definitiva, no? Andare a Duino, a Miramare, ecco, il golfo, aprire il golfo alla visita del turista. Quando ero bambino, no? C'erano i miei genitori che mi portavano in Piazza Unità, e allora noi ci andavamo sulle rive e c'era quella volta già il giro del Golfo, con quei battelli di legno, c'era il famoso giro, però era un giro del Golfo molto non strutturato come questo adesso, cioè che non è un giro, questi portano a Muggia, sì, però allora era molto bello, vedevi questi, insomma, tutti questo giro, peraltro io ho incontrato dopo in tarda età uno dei timonieri di una di queste imbarcazioni in legno, un nobile figlio d'Istria, che mi pare sia di Rovigno, insomma, che portava, insomma, vabbè. E quindi io ho ancora quel ricordo del famoso giro del Golfo, che aspettavano, no? Questi timonieri, insomma, di queste barche, che erano molto semplici, non erano sti mezzi di adesso. E comunque indubbiamente il turismo è sotto gli occhi di tutti, che chiaramente ha una grande espansione, evoluzione, e il turismo è il frutto di una semina che parte da lontano. Guardi, lo dico perché io da Riccardo Illy a oggi, quindi Illy di Piazza, poi tutto il così, si è seminato sempre e chiaramente seminando con eventi, con incontri, con appuntamenti fissi. Tu crei, ecco, la Barcolana per dire un evento, ma che è il più simbolico. In realtà ogni giorno, e non è neanche estivo, quindi appunto, ogni giorno le amministrazioni, creando degli eventi, delle occasioni, eccetera, gli stessi film che vengono girati a Trieste, no? Ecco, gli eventi sportivi di cui abbiamo parlato prima, eccetera, creano l'interesse. E quindi questo interesse ha creato nel corso degli anni un mutamento della nostra città. La nostra città, è noto, non era a vocazione turistica, adesso invece ha una esplosione a tal punto che bisogna, e avrà un crescendo continuo, ed è chiaro che anche questo per un fenomeno che bisogna saper governare, perché adesso bisogna far sì che questo sia un elemento
di, come dire, apprezzato e non di disturbo, perché chiaramente poi questo non deve confliggere con la vita dei nostri concittadini, e quindi creare, ecco, anche lì le strutture e, come dire, l'equilibrio tra l'una e l'altra cosa. Un suggerimento potrebbe essere, ad esempio, mettere a disposizione dei mezzi per spostarsi, per esempio alla scoperta del Carso verso la Val Rosandra, delle navette. Sì, certo. Guardi, lei prego, signora. No, è anche per i trasporti. Io ricordo una domenica pomeriggio in via Ghega c'erano dei turisti che volevano andare su a San Giusto con la 24, penso. Sì, può essere. Sì, era da aspettare 20 minuti. Ecco. Allora, vede. Cioè curare anche questo. Ecco, voi avete raccontato esattamente quale è un punto, mi sia consentito, di criticità, di governo di questa cosa. Quindi è evidente che Trieste oggi è nel boom. La stragrande maggioranza delle città italiane ci invidiano per questa cosa qui, che abbiamo portato via grandi, ampie fette di attrazioni, di attrattività turistica. Quindi quelle cose che, come questa, vanno adesso governate, amministrate, quindi giusto, io ho sempre nella mia mente, anche per andare a vedere il castello di Miramare, sarebbe bello avere un luogo dove uno parcheggia la macchina o il pullman si muove con delle navette, cioè, la dico così, Trieste ormai è come una sorta di grande villaggio vacanze, ecco. Allora dovrebbe essere organizzato, uso questo termine così mi lasciate licenza di usare questo termine, e quindi strutturato con la navetta che ti porta a San Giusto, la navetta che ti porta a Castello di Miramare, tutte queste cose, e chiaramente lasciando il proprio mezzo da qualche parte è governato così. Gli alberghi, ovviamente, questo in sintonia totale. Sul tema delle escursioni, io però vi posso dire che per esperienza passata il tema escursioni può essere governato da chi fa turismo, ma deve stare attento non in contrapposizione con le navi, perché le navi hanno le loro escursioni, quindi il turista che va, parlo del turista delle crociere, non parlo degli altri. Ecco, i crocieristi hanno le loro crociere, quindi le compagnie di navigazione dicono no, i nostri devono usare le nostre, questo per sfatare il mito che è perché il comune non organizza per i crocieristi, no, i crocieristi per contratto mentre noi poi ovviamente ci sono sempre tra le due cose, ci sono le soluzioni intermedie, si possono anche trovare soluzioni, ma lì c'è sempre stata questa visione molto corporativista, ecco, diciamo, dell'utilizzo dell'escursione a servizio degli utenti crociere, mentre quello che avete detto appunto degli alberghi che offrono poi una gamma di escursioni eccetera, è lì chiaramente il salto, chiaramente c'è questa, io so che già lo stanno facendo e adesso c'è questa nuova frontiera del turismo con l'utilizzo delle bici, soprattutto bici elettriche, ho visto partire dalle rive, non so in quale albergo era, una comitiva, è partito proprio un pulmino con dietro 2 rastrelliere di bici elettriche che erano di ospiti di uno degli alberghi delle rive, che non so quale, e dopo venivano portati sul Coglio, lasciati lì, fare il giro, ripresi e riportati a Trieste. Quindi c'è questa grande frontiera viva e vivissima di turismo, turismo cosiddetto lento, turismo con l'utilizzo di bici elettriche soprattutto, ma insomma che ormai sta, se vuoi, ecco, Tele4 si appostasse la mattina alle ore, guardi, do le indicazioni, in ingresso della strada costiera attorno le 9:30, 10, vedrebbe già i primi turisti che arrivano in bicicletta, no? Perché turisti che arrivano da rotte austriache in direzione Trieste o rotte che arrivano dal Veneto verso Trieste, o i nostri invece turisti di giornata che arrivano dalle luoghi del Friuli, che vedono come Trieste il luogo di attrazione. Dove andiamo a berci un caffè? A Trieste, no? Allora tutti all'ingresso sulla strada costiera, molto bello da vedere. Dopo parliamo della costiera, intanto sentiamo una telefonata. Buongiorno. Pronto? Sì, prego. Pronto? Sento poco. Allora,
Buongiorno e un bacione alle signore e un buongiorno a loro signori. È possibile che quando siete lì parlate solo di quello di Trieste? Non Franco, mi la trasmissione si chiama, 50, guardi, gliela indico, mi giro un attimo, si chiama Sveglia Trieste. 50 extracomunitari al giorno e bisogna mantenerli. Questa è una domanda che faccio io. Siete d'accordo voi di mantenere questi 50 immigranti o no? Al dottor Lo Bianco, il mio materasso di fiducia, sì. Gli dico che è già da anni che lui mi ha promesso che risolveva questo discorso, no? E invece mi pare che ha superato la soglia salti ancora 2 volte sul mio materasso. È andato in regione, ma lì mi pare che è stato, non dico trombato, tanto per dire, ma però non ha fatto niente, ecco. Insomma, è stato eletto 2 anni che fa. non si possa fare. Va bene, io la perdono. La risposta mi è dovuta. No, ma le rispondo, Prego, signor Franco Lega. Peraltro lei ha anche un nome, Franco Lega di Udine Nord. Tipo l'appellativa nobile, no? Allora, e qui le lancio anche un messaggio subliminale: Franco Lega Udine Nord, non dico altro. Detto questo, io la perdono perché perché non sa quel che dice, perché, ma insomma, ma mi faccia c'è una citazione dietro a questa frase. Mi permetta, perché noi abbiamo una simpatia, io sono il materasso sul quale lei ama saltare, ma insomma, che Lo Bianco blocchi i flussi migratori, io mi sento di dire di non averlo mai promesso, insomma, ecco, no? Ecco, potremmo anche riavvolgere le bobine, esistono ancora le bobine di tutti i TG di questo, di Tele 4, no? È chiaro, o i Sveglia Trieste, no? E allora, signor Franco, lei ha in realtà assolutamente ragione sul tema di questo, dei flussi migratori che devono essere governati. Poi io di sostenere i 50, ovviamente no, io non vorrei più sostenere queste spese come non le vorremmo nessuno, che dovessimo insomma, da dover sostenere. Mi piacerebbe che sì, ma in un governo di questi flussi che a quel punto incominciamo a non subire ma a regolarizzare, nel senso da poter poi, come negli ultimi almeno così sembra, accordi eccetera presi in Europa, vuoi insomma vuoi applicare i rimpatri, vuoi disporre i vari numeri contingenti di immigrati in un paese o in un altro in Europa eccetera, che si applichino questo, ma Lo Bianco non ha mai promesso di bloccare da solo i flussi migratori. Con le mani, ecco, detto questo condivido la sua preoccupazione e chiaramente io assieme alla Giunta, assieme insomma a tutto il personale politico, magari penso a tutti, insomma, a tutto il personale politico in campo, di questo ci occupiamo, insomma, chiaro. Lei ha visto che il livello europeo, internazionale, eccetera. Problema è un problema vastissimo, non può risolverlo. No, ma io con Franco di Lega Udine, insomma, abbiamo questa simpatia. Poi lui, però lei deve ripetere spesso, ma com'è possibile, perché è come un rap, no? Sai che ho fatto, abbiamo giocato assieme a fare il rap. Io ho un'altra telefonata, buongiorno. Pronto? Lei e sui ospiti. Sì. Buongiorno, volevo segnalare un problema che si ripete un po' troppo spesso. Dobbiamo pagare l'IMU, che poi tra l'altro ha cambiato anche nome. Riceviamo l'avviso 2 giorni prima della scadenza. Mi sembra che sia un disservizio abbastanza discutibile, anche perché in 2 giorni troveremo file dappertutto per poterla pagare. E sulla lettera non c'è mai una data di spedizione. Volevo segnalare proprio questo problema perché porta veramente tanto disguido e tanta fatica per l'utente che deve farlo come pagamento. Desidero una risposta dal Michele Lo Bianco. Sì, volentieri, grazie. Buongiorno. Prego. Allora, del tema me ne occupo, chiamerò insomma esatto, perché immagino che sia esatto ormai, e quindi mi impegnerò a comprendere il perché con 2 insomma, capisco che esistono altri sistemi che si può pagare online eccetera, ma io penso che innanzitutto bisogna avere anche chi ha la possibilità online, chi
in modo più analogico, in modo uso cartaceo, insomma, che si può andare, però giustamente non mi può arrivare 2 giorni prima, perché dopo chiaramente si ha il tema e me ne occupo, guardi, chiamerò ancora in comune o in esatto per comprendere se si può anticipare un po' prima. Diciamo prima della costiera, che è strada delicata, ma oggetto della volontà di creare lì proprio una pista ciclabile, no? Bianco. Ma è da tanti anni che c'è questa... Voi la frequentate mai la costiera? La percorrete? Sì, è bellissima, è come bellissima. biglietto d'ingresso delle città. È bellissima. Però avrebbe bisogno forse di un... Sì, di un riassestamento, di una maggiore... viabilità per le piste, perché si intrecciano con le persone che attraversano, sì, eccetera. Sì, sì. No, indubbiamente la strada costiera, io non come dico, non conosco il mondo, ma penso che sia una delle strade più belle del mondo per arrivare sì. in una città delle nostre proporzioni, quindi è una delle... ed è una strada che chiaramente sulla quale si sta ragionando da anni se trasformarla a valenza turistica, se modificare proprio a livello di codice della strada queste caratteristiche. Questo vorrebbe dire andare al massimo 50 km/h, insomma considerare tutta una serie di cose. Indubbiamente io su questo ci sto ragionando, perché questa è una strada gestita dalla regione, cioè nostra, della regione, attraverso Friuli Venezia Giulia Strada, ma insomma, però chiaramente deve esserci ecco, in questi casi, no, Regione e Comuni Trieste insieme e Duino, Regina, Duino Regina, un tratto è di uno, un tratto dell'altro. Sì, diciamo, per influenza, e un ragionamento su creare perlomeno non la pista ciclabile, perché le piste hanno tutto, ma degli itinerari ciclabili, che vuol dire... Peraltro ci sarebbe già la possibilità, perché il segnavia bianco c'è, si inseriscono l'indicazione dove sono il ciclista, però chiaramente questo deve andare in armonia anche con la velocità, quello è. Che chiaramente deve essere abbassata, non può esserci 80 all'ora, quindi ci sono ragionamenti, e io personalmente su questo ci sto facendo un'attenta valutazione per proporre, insomma, delle... Un consiglio. Bisogna dialogare con le realtà, con le amministrazioni vicine, chiaramente. Perché questo penso riguardi anche il crocevia di Sistiana Mare, no? Vero. Che è una roba terribile, certo. Soprattutto d'estate è pericolosissimo, e creare una rotonda, no? Che abbracci tutto l'incrocio. Ormai, ecco, io la chiamavo, mi faccio... quando si è iniziato con le rotonde, ma non a Trieste, in Veneto, perché lì si iniziò la sindrome dell'hula hop, no? Sai che c'era quel ballo, cioè vedevo rotonde dappertutto. Ma io parlo negli anni, noi siamo arrivati molto dopo a Trieste. Io ricordo una sera, tornando dalla montagna, sbagliai tangente mi trovai a Oderzo invece di trovarmi facile, poi basta uscire per la parte del cielo. Noi dobbiamo chiudere, quindi io ringrazio il consigliere Lubianco, è finita, e soprattutto ringrazio le nostre due ospiti che sono state con noi questa mattina per aver fatto le domande, aver tirato fuori delle curiosità, ha sollevato gli aspetti peculiari della città e poi ovviamente anche i campi di intervento che la politica e l'amministrazione può operare in tal senso. Grazie a tutti, buona giornata e arrivederci. Grazie a tutti.